Sono Erika, sono mamma di 2 bambine. Da 7 anni sono impegnata su fronti diversi per quella che ritengo la tutela dei diritti umani, dalla tutela alla salute, all'autodeterminazione sociale e economica. Prima di tutto voglio ringraziare chiunque è presente oggi, sia fisicamente che attraverso il web, che ci stavano nella sala, e tutti coloro che hanno scelto di donare il loro tempo e la loro energia per agire. Quindi ringrazio tutti quelli che da 2 anni si danno da fare per creare collaborazione, cooperazione e per unire. Questo era lo scopo per cui 2 anni fa siamo partiti con gli incontri, riunioni. I tempi che stiamo vivendo richiedono da parte di ciascuno di noi una presa di responsabilità, che è assolutamente necessaria se vogliamo davvero essere il cambiamento. Dobbiamo promuovere il risveglio e dare l'esempio dell'impegno sociale che sempre ha contraddistinto il popolo veneto e che sarà ad esempio anche per gli altri popoli che aspirano alla libertà, perché in tutta la penisola italica, in tutto il mondo, questi popoli che si sta occupati e che aspira alla libertà e aspira a poter essere responsabili a tutelare il proprio territorio. Arrivati a questo punto, dove ormai ogni libertà viene soppressa in nome della paura e di informazioni false, trasmesse e ripetute centinaia di volte quotidianamente da tutte le TV di regime, si tratta di agire per la sopravvivenza nostra e dei nostri figli. Finora diversi gruppi hanno impostato le loro azioni sulla rivendicazione storica, territoriale, giuridica. Tutto ciò ha creato comunque una nuova consapevolezza su quella parte di popolazione più sveglia e attiva. Ma ora i tempi sono maturi per una nuova fase, che dovrà necessariamente sfociare nella ricostruzione delle comunità. Quelle comunità legate al territorio e così ferocemente attaccate dal mondialismo imperante, dalle elite finanziarie, chimico e farmaceutiche che stanno impoverendo e inquinando il nostro territorio, ad esempio per tutti i FAS. È necessario ricostruire quelle comunità che in passato recente si basavano sulla cooperazione e che sono state divise con ogni mezzo al fine di controllare sempre più le nostre vite, costringendoci ad una continua competizione. Il sistema attuale è corrotto, iniquo e totalmente irriformabile e noi cittadini non possiamo tutelare il nostro territorio se non ne abbiamo il controllo politico. Serve fare il nostro Stato. All'inizio di questo percorso ci sono stati molti incontri per trovare persone di gruppi diversi che concordassero sulla necessità di unirsi per un progetto comune. Ricordo un momento molto sentito a COI in cui i rappresentanti di 3 gruppi, alla presenza di Don Floriano Pellegrini, conosciuto da tutti come il prete del popolo veneto per la sua grande conoscenza storica e il suo coraggio nel dichiarare la propria nazionalità veneta e il proprio pensiero, hanno firmato quello che abbiamo definito il Trattato di COI, un accordo sulla necessità di cooperare affinché il popolo veneto, da Bergamo al Friuli, possa essere di nuovo sovrano sul proprio territorio, come è stato per 1100 anni. Queste sono le nostre radici che ogni veneto dovrebbe conoscere e che invece sono state negate dai libri di scuola italiani. Non può dare frutti un albero senza radici.
può essere portato dal vento in qualunque direzione. Ecco perché lo sradicamento dei popoli attraverso l'emigrazione e la cancellazione della loro memoria è l'obiettivo principale del mondialismo. Ed ecco che il rispetto delle identità diventa un principio cardine della Confederazione dei Territori Veneti. In natura la biodiversità è un principio fondamentale. Specie diverse e popoli diversi, ciascuno con la propria identità, specificità e bellezza, cooperano nel rispetto reciproco. Ora vorrei dare la parola a Don Floriano Pellegrini, che fin dall'inizio ci ha accompagnato spiritualmente non solo in questo percorso. Scusate se mi sono seduto, ma si sta meglio. E quindi non lo faccio per comodità, lo faccio proprio per comodità, e non per mancanza di rispetto. Penso tante cose, è ovvio, soprattutto ho il cuore un po'... sono in un certo stato d'ansia. Non per me, perché avendo fede in Dio, trovo in Dio una forza totale. Dio è il bene assoluto, che si affida a Lui non ha neanche un'unghia di paura. È la mano di Dio nella storia, nel tempo. Però penso alle persone che mi scrivono papà, sto pensando a 2 papà, come dicevo prima in Corriera, che pochi giorni fa, neanche alle 8 del mattino, mi hanno chiamato per telefono: non ce la facciamo più andare avanti con le nostre famiglie, no? Non abbiamo soldi. E quelli che dicono: bene, se mi dà 300 euro, se mi dà 200, se mi dà 100 per pagare l'assicurazione, per... mia moglie mi butta fuori di casa, non dormiamo più insieme, io devo andare sul sofà e lei sta in camera, problemi. E il figlio che si avvicina a papà, non vai più d'accordo con la mamma, e le persone che si avvicinano e vedo la mano che trema, ho questi occhi che guardano verso l'infinito, verso il vuoto, e quasi con un senso di allucinato, cioè uno va anche un po' fuori di testa, non ce la fa più la gente, non è solo il popolo veneto. Mi dicono che non è neanche solo i popoli italiani. Questo è il primo flash che mi fa essere qui, è un mettere la mano sulla spalla della mia gente e l'altra mano nel portafoglio per quello che posso, parlare, so che Dio vuole così. Poi penso, non so quanto posso parlare, ma lasciatemi parlare un po', se no, sì, voglio dire, avrei tante cose, ma mi riduco, ma va bene. Ma penso ai papi del popolo veneto, penso a Gregorio XVI di Belluno, originario della Carnia, grande dimenticato. Ha scritto cose sagge ed è stato attaccato come solito. Il suo libro Il trionfo della Santa Sede, è un titolo così che sa di quell'epoca, io stesso mi ero rifiutato, chissà perché, forse imbevuto delle idee più alla moda, di non leggerlo. Poi ho cominciato a leggerlo, è pesantuccio, ma guarda, questo è ben giusto, anche questo, sfoglia, l'ho copiato, l'ho trovato in internet,
sono non so quante pagine. Poi penso al Papa San Pio X, che invoco anche per noi e per il suo popolo, il nostro popolo in questo momento. Guarda San Pio X, che non puoi mica lasciarci andare avanti sempre schiavi di Roma, che niente ha fatto, Dio la creò, si creò così. Poi penso, Pio X non l'ho conosciuto, ma più leggo anche di lui, più dico però. I grandi sono sempre umili, non banali, ma semplici. È come la carezza di una madre. Lì stanno le vitamine di una vita e anche di un padre, si intende, anche di un fratello, anche di un amico qualche volta. Penso Papa ultimo nostro del popolo veneto, Papa Luciani, servo di Dio anche lui. E lui non è solo che penso, lui lo penso anche di più, forse lo penso tutti i giorni, l'ho conosciuto di persona, è il Papa che veramente ha influito di più sulla mia, il prete, che ha influito di più sulla mia spiritualità. Quando un po' ruffiani, come bravi seminaristi, siamo andati a complimentarci con lui, che l'avevano fatto cardinale, e tutta la città di Belluno, quelli anche che non vanno mai a messa, però tutti là a prostrarsi, eminenza, taratata. Mi sono avvicinato anch'io, come si sa bisogna fare, no? Perché, e ho visto, io credevo di vedere un cardinale, un uomo con la barba un po' lunga, non ti dava nessun senso di disagio. Poi ci siamo visti il giorno dopo, mi guarda e mi fa: prega. Per cosa? Sì. Che problema ha? Volevo dire, eminenza, ho questo sguardo, sono passati tanti anni, più di 40 dentro di me, di quest'uomo piccolino, però l'uomo del nostro popolo. Quindi penso alla gente, penso al clero, ai santi, anche nel clero delle città, quel che hanno fatto, penso a tutti i lavoratori, penso anche al patriziato. Una parola, è giusto anche riconoscere queste famiglie dell'aristocrazia, in particolare veneziana, ma anche delle altre città, che con spirito cristiano hanno creato una civiltà enorme. Noi non è che siamo gli eredi, noi siamo un tutt'uno con loro. Noi non discendiamo, facciamo corpo i loro insegnamenti, siamo l'ultimo ramo di un unico albero e ora siamo appunto, siamo stufi, ormai l'Italia è per noi passato, ormai noi ci sentiamo e ci proclamiamo veneti e basta. Non è che noi vogliamo uno Stato, semplicemente l'Italia che ci ha occupato ci ha detto: createvi lo Stato, vi do la possibilità, con una sua legge, guarda che cose strane, e quindi siamo qui per lavorare, rimboccarci le maniche, chissà di più dal punto di vista legale il percorso da fare. Poi chiudo così, con un piccolo sogno, guarda che fantasia.
questo, perché si dice Confederazione dei Territori Veneti. Sì. Ma io ho pensato, il povero mare, perché per noi veneti, io vengo dalle Dolomiti, Mummaso a 1500 metri d'altitudine, però dico, il mare, un territorio per noi è il mare, fra i vari territori a cui dovremmo dare voce e rappresentanza è anche il mare. Soltanto se recupereremo a noi stessi il senso dell'infinito che va verso Alessandria d'Egitto, San Marco, verso Gerusalemme, verso le nostre radici oltre la terra. Qua, se noi guardiamo solo la terra, siamo già in una prospettiva, quella che hanno voluto chi ci ha conquistato. Prima della terra c'è la sterminata bellezza del mare. Don Floriano, Papa Giovanni XXIII era territorio della Serenissima perché era bergamasco. È vero. Direi che un appunto anche su di lui, secondo me, non ci sta male. Sì. Allora, prossimo intervento. Allora anche Paolo VI, poverino, perché... Avvocato turco. Breve. Salute a tutti, stamattina vengo dalla Slovenia, quindi gravitando da Trieste, e quindi mi è venuto uno spunto sulla Costituzione slovena che è relativamente giovane, del 91. Essa è praticamente una possibilità perfettibile, ogni Costituzione è perfettibile, deve avere in sé dei meccanismi di emendabilità per essere vitale a tutte le situazioni. Noi siamo, diciamo, costituenti in questa fase, quindi teniamo anche presente che il bello, la giovinezza di una Costituzione è di solito non più lunga di una generazione. Dopo i 25 anni, dopo le motivazioni eziologiche, cioè quelle che hanno spinto quei popoli a darsi una Costituzione, la durata, la bellezza, l'efficacia è più o meno di una generazione. E quella slovena, 154 articoli, è ancora vitale per la piccolezza regionale del territorio e anche il numero degli abitanti, che è abbastanza contenuto, 2 milioni e mezzo circa. Essa però è innovativa e potrebbe darci degli spunti. Ad esempio all'articolo 3 dice che non dice come la Costituzione della Repubblica Italiana la sovranità appartiene al popolo, dice che il popolo ha il potere esercitando le votazioni. Al popolo è attribuito il potere suddiviso nel settore legislativo, esecutivo e giudiziario, che viene esercitato mediante le elezioni. Quindi è più pregnante, è più vicina, è meno lontana da quella che è una sovranità che viene delegata da una rappresentanza. In tutta la Costituzione della Repubblica Slovena del 91 non c'è nessuna menzione ai partiti politici, non c'è menzione in quella Costituzione della Repubblica Italiana. Sapete benissimo che
il nucleo, il meccanismo, uno dei nuclei fondanti è la partitocrazia, in Slovenia non esiste. Le autonomie locali, interessante anche questo aspetto, sono strutturate nella Costituzione slovena come comuni, come città-stato, regione, però hanno sullo stesso piano, e questo è interessante, rifacendosi sempre alla valorizzazione del popolo, sullo stesso piano la Costituzione slovena all'articolo 145 che cosa pone? Pone le associazioni autonome. Nella Repubblica Italiana l'associazionismo non è connaturato, non è qualificato per autonomo. In quella slovena c'è la peculiarità, e poi sapete che in diritto le parole hanno significato, hanno peso. L'associazionismo in Costituzione slovena ha la peculiarità di essere autonomo. Secondo paragrafo, secondo comma, dice che addirittura lo Stato può incaricare alcune di queste associazioni autonome a compiti pubblici, questo per elevare le associazioni e quindi per dare molta valenza e importanza agli individui, al popolo. Poi un'ultima cosa, la legge è uguale per tutti, noi lo vediamo scritto in tutte le aule di giustizia di questo paese che ormai è stracotto. Da loro il principio è inverso: tutti siamo uguali davanti alla legge, quindi magari considerare queste cose. Ultima cosa che vi dico, io ho un peso veramente mentale sulla questione del neoliberismo. Il terrorismo sanitario è stato ben spiegato, ma il neoliberismo che vuole veramente schiavizzarci. Noi praticamente dobbiamo riacquistare quel 10% di pensiero autonomo, non condizionato, ma nostro, quel 10% di pensiero rispetto al 60-70% del pensiero del denaro che ci sfonda la testa continuamente, ci condiziona la testa, e dell'altro 30% della burocrazia di questo governo, eccetera. Noi dobbiamo fare in modo che quel 10% si riespanda, che prenda possesso e abbatta quel 60% del pensiero del denaro e quell'altro 30% del pensiero della burocrazia, di cosa che ci aspetta dalla burocrazia. Questo perché? Per liberarci, per essere pronti, per essere liberi, per essere più chiari, per essere preparati per affrontare questo bellissimo lavoro della Costituente dei popoli veneti. Grazie. E ora passo la parola all'avvocato Vittorio Segni. Risposto No, perché... Vittorio, no, devi stare là, devi stare al centro. Ah, per le slide, sì, ok, sì, ok, sì, ok. Sì. Ecco, allora, questa sera noi altri siamo qua per cercare di capire in sintesi cosa stiamo lasciando e cosa vogliamo prendere. Dobbiamo fare una scelta che sia una scelta di qualità,
perché al di là di tutti i discorsi abbiamo bisogno di uscire da una crisi particolare di cui parliamo adesso, di cui forse non siamo consapevoli o non lo siamo del tutto, e di capire qual è la strada da prendere per superare la crisi e per affermare un nuovo corso di cose, ma non come lo dicono e lo fanno i partiti, il sistema dei partiti in Italia, ma proprio per affrontare e organizzare una struttura della nostra vita. Io lo sento bene a casa. Il messaggio che c'è qua, primo è: ognuno di noi può essere un uomo di Stato, perché questa sera la proposta che facciamo a voi altri non è quella di tornare a gruppi, ad aggregazioni, a posizioni individuali o di gruppo che vuole affermare una qualche pretesa di settore. Vogliamo che voi altri consideriate invece che noi vogliamo fare uno Stato, un vero e proprio Stato, un vero e proprio Stato con caratteristiche di libertà, indipendenza e soprattutto di sovranità. Gli uomini di Stato sono coloro che si fanno un problema delle cose. Non è necessario essere avvocati, professori universitari o docenti di qualche disciplina. L'uomo di Stato è quello che si alza la mattina, va al lavoro, fa le cose che deve fare, ma le fa con la consapevolezza di condividere con gli altri una situazione e di mettere mano ai problemi insieme con gli altri per risolverli. Questo è l'uomo di Stato. Noi non vi parliamo dal pulpito di un partito che ha un segretario e che decide cosa deve fare il resto della massa dei gregari che ha ai suoi ordini. Noi vi diciamo che ognuno di noi può essere un uomo di Stato solo che, una donna di Stato solo che si faccia un problema delle cose che lo circondano e dei problemi che affronta durante la vita. Prossimo. Oggi viviamo una crisi della democrazia che è fondamentale ed è radicale ed è planetaria. La crisi della democrazia oggi si chiama crisi della rappresentanza politica. Avete visto anche le recenti elezioni con referendum eccetera che sono tenute qua, non dicono nulla. Perché non dicono nulla? Perché non cambiano nulla, non hanno cambiato nulla e non cambieranno nulla. Sono elezioni che vanno a dire solo che qualcuno sostituisce qualcun altro nella stanza dei bottoni, ma il sistema rimane sempre quello. E qual è il sistema? È il sistema di uno Stato centralista e di uno Stato assolutista. Cosa vuol dire centralista? Vuol dire che il potere non è gestibile da noi altri, dalla popolazione, ma è gestibile da una congrega di persone che si chiama oligarchia del sistema dei partiti. Cos'è l'oligarchia? Il comando di poche persone. E guardate, apro la parentesi per chiuderla subito, che il progetto di ridurre il numero dei parlamentari in Italia è un progetto che va a rafforzare l'oligarchia, perché va a restringere ancora di più il numero di coloro che potrebbero costituire un'opposizione in seno al Parlamento e al Senato. Meno oppositori abbiamo e più noi che siamo il potere non veniamo disturbati nel nostro potere e la torta la suddivisiamo tra pochi invece che tra tanti. Entrate in questa considerazione perché è la pura verità. Quando c'è stato qualcuno che ha ottenuto dall'Europa
finanziamenti che sono debiti per noi altri. Ci sono tutti rallegrati in Parlamento perché? Perché era una bella torta da spartire e lo sarà ancora di più perché i parlamentari che dovranno deciderne sopra sono meno di quelli che avrebbero potuto farlo, senza considerare che anche questa iniziativa della riduzione dei parlamentari ci pone una domanda: ma come? Per 72 anni allora abbiamo avuto 350 o di più personaggi che hanno mangiato a UFO, hanno mangiato pane a tradimento, ma se è vero che il numero di parlamentari lo si vede migliore se è ridotto, come mai che ne sono rimasti così tanti per così tanti anni? La domanda la lasciamo a chi deve rispondere meglio di noi, perché noi non siamo qua per parlare dell'Italia, non siamo qua per parlare del sistema parlamentare in Italia, siamo qua per parlare di fare il nostro Stato. Noi dobbiamo pensare che il sistema dei partiti in Italia, dal quale dobbiamo partire perché dobbiamo farci un'idea chiara delle cose, è un sistema di oligarchia. Se voi andate a Roma, da qualsiasi altra parte lì vicino, e chiedete: ma dov'è la stanza nello Stato italiano dove si tiene custodito il potere? Non ce ne sono stanze con scritto su un'etichetta: qui è custodito il potere dello Stato. Perché? Perché il potere dello Stato è distribuito tra le segreterie dei partiti. Ce l'hanno in mano i segretari dei partiti, sono loro che gestiscono il potere dello Stato. Lo Stato in sé, per quello che ci riguarda in Italia, è una scatola vuota, perché il potere è nelle mani del sistema dei partiti. È un sistema che si è costituito in 72 anni con un rafforzamento incredibile, mastodontico, di oligarchia e di potere di coloro che fanno le leggi, se le adoperano e non rendono il conto. Abbiamo personaggi che non rendono il conto, non rendono conto di cosa fanno delle nostre fatiche, dei nostri risparmi e dei nostri sacrifici. Non rendono il conto. Passiamo alla prossima. Quando noi parliamo del sistema dei partiti, dobbiamo considerare di confrontarlo con quanto proponiamo, che è il sistema delle comunità. Vi domandiamo questa sera di fare un salto mentale, passare mentalmente da un sistema dei partiti al sistema delle comunità. Passiamo da un sistema di interessi, perché i partiti altro non sono che una congrega di interessi. Se voi andate a un congresso di un partito è come foste entrati in un congresso dove si decide le sorti di una società per azioni. Chi sono gli azionisti? Il popolo che vota. Chi sono i capi di questa società per azioni? Chi è l'amministratore delegato? Ma è chiaro, il capo del partito. E gli altri chi sono? Un numero chiuso di persone, 10-15 fanno parte di un listino chiuso che bisogna votare, anche se la gente non vorrebbe, ma è così perché viene imposto. Quindi noi altri dobbiamo considerare che il sistema dei partiti è un sistema di interessi. È un sistema di interessi perché? Perché oggetto dei partiti è solamente il potere e la disponibilità degli interessi che hanno e quelli che sono collegati anche con il loro stesso partito. È finta la contestazione che fanno i partiti tra di loro, perché in realtà invece è una collusione che c'è tra loro, perché il sistema dei partiti si è unito in una oligarchia di interessi che tutti gestiscono in maniera univoca e per il loro tornaconto. Abbiamo un altro elemento da considerare che ci distingue dal sistema dei partiti.
Il sistema dei partiti è un sistema di interessi, non ha lasciato e non lascia che le singole realtà spirituali, di tradizione, di storia, di valori dei singoli luoghi della penisola abbiano in qualche modo potuto e possano emergere e farsi valere. Il sistema dei partiti è puramente un sistema economico. Di fronte a questo opponiamo che le nostre comunità venete, le nostre distinte ma accomunate comunità venete, sono invece l'espressione storica, morale e identitaria del nostro popolo. Abbiamo un senso molto profondo di condivisione della nostra situazione e della nostra storia. Non saremmo qua dopo oltre 1300 anni a parlare ancora della nostra storia, della nostra identità di popolo. Per quanto riguarda il potere dello Stato, abbiamo considerato questo, che essendo nelle mani delle segreterie dei partiti, in realtà lo Stato italiano non ha una sua distinzione del potere e della sua gestione. Quando noi andiamo a votare, ricordiamoci che diamo il nostro unico potere a un partito, a chi lo rappresenta, a un deputato, a un parlamentare. Facendo così noi ci spogliamo dell'unico possibile potere che abbiamo, che è quello di decidere delle nostre sorti individuali e soprattutto collettive. Perché lo perdiamo? Perché abbiamo visto, e in questo sta il dramma della rappresentanza politica, abbiamo visto che quando noi diamo il nostro voto a qualcuno che ci deve rappresentare, cioè esercitiamo una democrazia delegata, il delegato fa quello che vuole del potere che gli abbiamo dato e non risponde e non ha responsabilità. Questa è una situazione che per noi è arrivata ad essere assolutamente intollerabile, perché gli effetti che derivano da questo spossessamento del potere del popolo a favore di un gruppo di persone che si chiama oligarchia del sistema dei partiti è una situazione che noi non possiamo più tollerare, non la tolleriamo più e vogliamo uscirne in tutte le maniere. Quando noi altri proponiamo il sistema delle comunità, in effetti proponiamo l'autentico Stato, non una figura esterna, una figura fallace dello Stato. Lo proponiamo in senso concreto. Perché? Già nel fare la proposta che i nostri territori si costruiscano le loro costituzioni, noi rovesciamo il concetto della democrazia da quello che ci è stato insegnato e imposto a quello che è l'autentico concetto di democrazia. Voglio ricordarvi che all'indomani della fine della guerra, con l'elezione della Costituente in Italia e quindi praticamente di coloro che rappresentavano i 5 partiti che erano al comando in quel momento, è stata fatta una Costituzione da loro, da 5 partiti. Avete mai sentito parlare voi altri di un referendum su quella Costituzione? Non c'è stato assolutamente. È stata imposta dall'oligarchia dei partiti che c'erano allora, che ci sono adesso, che sono quelli che hanno portato il fascismo ad affermarsi, che quando era ora di fermarlo si sono ritirati da parte e l'hanno lasciato affermare. Sono gli stessi partiti che sono stati resuscitati dopo la fine della guerra, tirando fuori vecchi schemi, vecchie ideologie, vecchi concetti della vita e che ancora oggi comandano. Però ci hanno imposto una Costituzione alla quale non hanno mai chiesto agli italiani se fossero d'accordo oppure no. Vogliamo rovesciare questo sbagliato, errato concetto di democrazia per proporre invece
che le nostre costituzioni dei nostri territori e infine della Confederazione dei Territori Veneti venga approvata prima di tutto dal popolo veneto, dal popolo dei territori veneti. Noi concepiamo la democrazia con due aspetti principali. Il primo, che parta dal basso, è la gente che deve dire che Costituzione vuole. Vi ripeto, non c'è bisogno di essere professori universitari per approvare una Costituzione. Se non avete competenza sufficiente, vi informate, le chiedete, ma tra tutti verrà fuori la Costituzione più adatta, più idonea, più giusta per il vostro territorio. E il secondo punto, Costituzione parte dal basso, e il secondo punto è che poi questa Costituzione deve essere anche approvata con un referendum generale obbligatorio di tutti i territori. Abbiamo quindi una dislocazione di questo tipo. Ci pone una domanda. Noi non concepiamo, non riusciamo a concepire uno Stato che sia immobile, che si fondi su una Costituzione ferma, fissa, ingessata, inderogabile, come è quella italiana, perché invece pensiamo che le nostre Costituzioni devono essere flessibili, devono essere dinamiche, devono essere in un continuo aggiornamento, come in Svizzera. In Svizzera ci sono 26 cantoni che sono 26 stati, ciascuno ha la propria Costituzione. Le Costituzioni svizzere vengono sottoposte a referendum mediamente 2, 3, 4 volte all'anno, perché la vita non è ferma, la vita è dinamica. La vita va avanti, nonostante le teorie dei partiti che sono ferme al 1890 e ci vengono ancora passate come qualche cosa di accettabile. Noi diciamo invece che l'essere umano vive la sua attualità. Abbiamo un numero di giorni da vivere e questo numero di giorni però è in un continuo aggiornamento, è in un continuo divenire. Andiamo avanti. Parliamo del problema della centralizzazione dello Stato. Guardate che la centralizzazione del potere ha una origine dinastica, viene dai re, tutto era concentrato nel sovrano, il potere legislativo, esecutivo, giudiziario era assorbito e concentrato nel sovrano. La fine della guerra ha portato alla Repubblica in Italia. La precedente Costituzione era ancora del 1848, Costituzione albertina di Carlo Alberto di Savoia, è andata avanti fino alla fine della guerra, una Costituzione del 1848. Con la fine del fascismo è stata fatta la nuova Costituzione che si basa su principi diversi, ma che sostanzialmente cosa sono? Cosa incarnano? Incarnano una verità. Il potere nel ventennio fascista era nelle sole mani dell'unico partito fascista. Il segretario del partito fascista aveva in mano il potere dello Stato. Quando è finita la guerra hanno fatto una Costituzione. E dove è andato a finire il potere? Se lo sono spartito letteralmente tra le segreterie dei partiti. Ma il criterio del potere in mano alle segreterie del partito non è cambiato. Da 1 a 5, a 6, a quelli che saranno votati, ma la sostanza è identica. Perché? Perché il concetto della centralizzazione del potere non è cambiato. Anche nelle tre forme di legislatura dei poteri, dei tre poteri di legislazione, legislativo, esecutivo e giudiziario, il potere è rimasto comunque sempre centralizzato. Chi è il giudice dei giudici del potere giudiziario? Sono altri giudici. Chi è il giudice dell'amministrazione, del potere esecutivo? Sono ancora altri giudici dello stesso potere esecutivo, Consiglio di Stato, tribunali amministrativi. E chi è il giudice dei parlamentari? Ma sono sempre loro, perché sono loro che cedono o non cedono la possibilità di inquisire e giudicare un parlamentare, eliminandogli o no la sua immunità parlamentare. Quindi vediamo che alla fine di tutti i discorsi
La centralizzazione del potere è un criterio che è rimasto nonostante la Repubblica. Ma non solo è rimasta la centralizzazione del potere, ma insieme con quella è rimasta anche il concetto di assolutismo. In che senso? Cosa vuol dire assolutismo? Vuol dire inconoscibilità. Il popolo non ha maniera di andare a vedere come viene gestito il potere. Questo è un problema gravissimo, perché non ci dà la possibilità di verificare il comportamento di coloro che stanno esercitando il potere. È un concetto che è rimasto ancora dal 1848, quando Carlo Alberto ha concesso la Costituzione al Regno di Savoia allora e all'Italia, esteso poi, regalato poi al resto della penisola italiana. Abbiamo dei criteri che sono antichissimi, sono lontanissimi, perché la stessa Costituzione del 1848 è figlia della Rivoluzione francese. Sono criteri che sono stati portati lì, ma guardate che nella Costituzione italiana non ci sono criteri diversi da quelli là, perché se andiamo a vedere la Costituzione italiana, che da qualcuno erroneamente viene definita la migliore Costituzione del mondo, andiamo a vedere solo che è una congerie, un insieme di compromessi. Se leggete i singoli articoli della Costituzione, dentro vi trovate i principi delle ideologie di sinistra, di destra, di centro e di chissà cos'altro ancora. Nel senso che si tratta di un qualche cosa messo insieme, no, come le coperte che si fanno con i pezzi della stoffa ritagliata, sono stati messi insieme, ma non c'è un solo principio generale a cui riferirsi. La Costituzione italiana non ha un principio generale a cui riferirsi. C'è spazio per tutti e tutti quanti vi hanno messo il loro piede e le loro mani. E ad oggi noi stiamo ancora vivendo in un contesto nel quale non si sa bene quale sia il principio informatore della Costituzione italiana. Quindi assolutismo, centralizzazione e inconoscibilità delle situazioni, delle motivazioni, delle ragioni per le quali si prendono o non si prendono certe decisioni a livello statale, cioè delle segreterie dei partiti. Oggi ci hanno propinato l'altra favola dell'autonomia amministrativa. Sgombriamo subito il campo da questa favola. Cos'è l'autonomia amministrativa? Non è nient'altro che la concessione centralistica statale precaria, perché può essere revocata, all'oligarchia regionale del sistema dei partiti. Il sistema dei partiti non è che cambi natura perché è un sistema, diventa un sistema che regge le regioni e non lo Stato centrale. È lo stesso identico criterio. È un'oligarchia che si è trasferita in sede locale, ma non è cambiato il concetto di oligarchia, è rimasto quello. E cos'è la differenza tra avere o non avere l'autonomia? Che le nostre tasse, invece di passare da Roma e poi venire in Veneto, decurtate di almeno il 20%, e che se li tiene lo Stato italiano e il centro dello Stato italiano e non le passa al Veneto, vengono invece adesso date direttamente all'oligarchia del sistema dei partiti che comanda in regione in questo momento. Ma il criterio non è cambiato, sempre di centralizzazione si tratta. Il centralismo non cambia e in ogni momento, tenete presente, questa autonomia amministrativa può venire revocata, perché è una concessione ancora una volta del centralismo di governo centrale, del governo dello Stato. Quindi siamo sempre in una condizione di sudditanza. Noi siamo comunque, per un verso o per l'altro, dei sudditi, non siamo dei cittadini, siamo dei sudditi. L'indipendenza politica che vi proponiamo noi altri è ben altra cosa. L'indipendenza politica è il potere di ogni comunità, di ciascun territorio veneto confederato, libero, sovrano, indipendente, di gestire le proprie tasse, di amministrarsi e di governarsi per ogni cosa in modo diretto, partecipato, controllato e fuori dal sistema parassitario dei partiti. Dopo spieghiamo perché. Quindi
Ogni nostro territorio con l'indipendenza, e cioè con l'indipendenza politica, ha il diritto di essere uno Stato, come i cantoni in Svizzera. Vi facciamo, ripetiamo, l'esempio degli stati, dei cantoni svizzeri, perché? Perché è un ordinamento che è in vigore, che è lì dal 1821 e che è funzionante in tutte le maniere. Sta andando bene per loro, non vediamo il motivo per cui non debba andare bene per noi. Abbiamo delle premesse lontane storiche che sono molto simili, non identiche ma molto simili. Il sistema dell'ordinamento svizzero è un qualcosa che ci richiama in modo fondamentale e decisivo. Con velocità passiamo ad alcune premesse per arrivare dopo al nocciolo del nostro discorso. Voi sapete che nel 2010 è stato fatto un decreto legislativo che ha praticamente abrogato l'annessione dei territori veneti allo Stato italiano. Che sia stato un errore, che non sia stato un errore, la verità legale è che oggi i territori veneti non fanno più parte legalmente dello Stato italiano. Che dicano quello che vogliono, hanno tirato fuori tutte le storie, le scuse, eccetera. Articolo 131 della Costituzione, gli rispondiamo subito che l'articolo 131 della Costituzione italiana, che fa l'elenco delle regioni, fa un elenco di ripartizioni amministrative, ma non dice nulla sulla sostanza, sulla territorialità, sui confini politici. Un conto è l'amministrazione e un conto è invece il territorio politico. L'Italia è stata l'amministratrice per 15 anni dopo la guerra dell'Etiopia, della Somalia e degli altri territori dell'Africa orientale. Li ha amministrati, ma non erano più territori italiani. Lo stesso diciamo per il Veneto. Il Veneto non è più territorio italiano, che lo vogliano oppure no. Cosa succede quando che un territorio non fa più parte di uno Stato? Ma quello che fanno gli altri Stati, quello che hanno fatto, che continuano a fare gli altri Stati, che sono tornati di nuovo in possesso della loro territorialità. Si sono dati un governo, si sono dati un'autorità, ed è quello che facciamo noi. Oggi non si parla più di reato quando vogliamo dire che, va bene, la penisola italiana non è più integra ma è frazionata. Lo è sempre stata, ma lo è frazionata anche politicamente. Non c'è più sto reato. Perché? Perché la legge che è intervenuta, che leggete qua, la 85 del 2006, dice che questo potrebbe avvenire solo un'incriminazione in caso di violenza. Ma noi altri siamo persone pacifiche, non abbiamo nessun interesse a fare atti di violenza, siamo consapevoli che noi arriveremo alla nostra libertà, indipendenza e sovranità in tutta tranquillità e pacificità. No, avanti. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Cessata la giurisdizione dal 2010, lo Stato italiano continua a occupare territori veneti, lo credo me. O quello che tirano su di tasse è una vacca da mungere che bisogna continuare a mungere. Quindi, quando noi avremo adottato per i nostri territori una Costituzione per ogni territorio e la Costituzione federale come è nell'ordinamento svizzero, noi saremo legittimati a chiedere allo Stato italiano lo sgombero delle istituzioni italiane che sono tuttora sul suolo veneto. Andiamo avanti. Va bene. Qua c'è un elenco di questi trattati, non sono leggi, sono trattati che poi sono stati ratificati con leggi dallo Stato italiano. Perché ve li metto qua? Perché? Per farvi sentire che tutti noi siamo nella perfetta legittimità per quello che stiamo facendo. Perché noi abbiamo il diritto di avere il nostro Stato, il diritto, perché questo è stato definito da un insieme di trattati internazionali
che hanno avuto da gestire problemi analoghi al nostro in questo momento, via via nel tempo, con diverse soluzioni, con diverse origini, perché nessuna situazione è uguale a un'altra, nessuna. Però il motivo conduttore fondamentale alla base è il motivo per cui i popoli hanno diritto di essere indipendenti e di avere il proprio Stato e di avere la propria Costituzione. A proposito di questo, andiamo avanti, la Costituzione è uno degli elementi che la stessa Comunità Europea il 16 dicembre del 91 ha fatto oggetto in una apposita dichiarazione. Appena finita l'occupazione sovietica, l'occupazione sovietica nell'89, dopo la caduta sotto il muro, sotto le macerie del muro di Berlino del comunismo, c'è stato il problema per tutte le nazioni che erano state occupate dalla Russia di ritornare in possesso della propria territorialità e della propria statualità. Allora, cosa hanno detto? Chi riconosciamo di questi stati qua? Guardate che sono già stati tutti riconosciuti, Lettonia, Estonia, Lituania, eccetera. Si costituiscono a partire da criteri democratici, accettano gli obblighi internazionali, osservano i diritti umani, adottano il principio di autodeterminazione per riconoscimento, si impegnano a rispettare l'inviolabilità del Consiglio, riconoscono i trattati internazionali che limitano l'uso della forza, siamo pacifici, si impegnano alla risoluzione pacifica delle dispute, alla democrazia costituzionale in modo inequivocabile, e per il diritto alla statualità non risulta richiesto nessun numero minimo di cittadini. Ci sono stati, San Marino ha 34.000 cittadini, è uno stato. Il cantone del Vaud in Svizzera ha 16.000 abitanti, è uno stato. Non ci sono limiti alla quantità dei cittadini, non è quello che conta. Non stiamo facendo un discorso di quantità, stiamo facendo un discorso di qualità. Abbiamo questo diritto di essere uno Stato. Ecco qua. Allora noi vi proponiamo un tipo di Stato che non è quello da cui stiamo uscendo, da cui veniamo via. Non è lo Stato italiano, non è il tipo di Stato italiano. Quando parliamo di Stato non ci limitiamo a fare una considerazione di confini. Lo Stato era stato concepito nei 3 elementi: territorio, governo, popolazione. Fanno ridere quelli che oggi parlano di confini. Se vogliono tirarci un missile da Pechino, ci distruggono domani mattina in 10 minuti. Quindi i confini hanno un significato molto relativo per l'ordine interno, ma certamente non certo per difendere la patria come nella prima e nella seconda, in teoria, seconda guerra mondiale. Noi dobbiamo dire che adesso stiamo facendo un salto di qualità. Quello che vi domanda la Confederazione dei Territori Veneti è di adottare un nuovo stato mentale. Non siamo cittadini italiani, siamo cittadini veneti. Non siamo cittadini italiani, siamo cittadini veneti. Noi, per coloro che ci ascoltano e vogliono accusarci di qualcosa, ripetiamo e sottolineiamo: noi non abbiamo niente contro l'Italia, noi non abbiamo niente contro lo Stato italiano, ma vogliamo il nostro Stato. Non abbiamo niente contro l'autorità, anzi, se c'è qualcuno che vuole riaffermare la funzione dell'autorità siamo noi, ma vogliamo la nostra autorità, non quella dello Stato italiano. L'indipendenza, mettiamocelo bene in testa, che è stata proclamata, richiesta da una serie, ho fatto un piccolo sondaggio nel 2018 di movimenti e di iniziative per l'indipendenza dei territori veneti, mi sono voluti quasi 3 mesi. Dal fiume Adda fino ai confini con la Dalmazia ci sono più di 100 iniziative per l'indipendenza dei territori veneti. Questa frammentazione è stata vista da molti come una disgrazia, non è vero, è una ricchezza, perché non è stata coordinata da nessuno.
100 iniziative per l'indipendenza, vuol dire che il popolo vuole l'indipendenza, non la vuole un'organizzazione, un gruppo o l'altro gruppo, lo vuole il popolo, perché è troppo diffuso questa richiesta. Quindi noi altri adesso dobbiamo passare da una situazione di rivendicazione della richiesta dell'indipendenza alla sua attuazione. Ma l'attuazione dell'indipendenza non può avvenire che dandoci un ordinamento diffuso. Dovete mettervi bene in testa che non si può continuare a gridare al lupo se dopo il lupo non lo prendiamo. E il lupo come si prende? Dandoci un ordinamento, dandoci le nostre costituzioni. Abbiamo visto prima che la definizione delle linee guida per il riconoscimento degli stati è l'insieme di quegli elementi che avete letto, che però sono quelli che compongono la Costituzione, una Costituzione. Quando noi ci siamo dati la Costituzione, noi siamo legittimati al 110% ad avere il nostro Stato, perché lo dicono i trattati internazionali che abbiamo visto, di cui abbiamo visto l'elenco prima. Siamo legittimati, non siamo fuori legge, siamo legittimati ad avere il nostro Stato, e siccome siamo legittimati lo dobbiamo fare. Quando noi abbiamo sostituito la situazione presente con una elezione dell'autorità di ciascun territorio, in modo automatico passiamo dalla dipendenza alla indipendenza. È come una persona che da ragazzo diventa adulto, da minorenne diventa maggiorenne, da non capace di gestirsi diventa emancipato. Noi dobbiamo emanciparci, ma non come viene sbandierato in giro ottenendo le varie autonomie amministrative, ma ci dobbiamo emancipare ottenendo la nostra statualità. Quella è la vera emancipazione, perché quella non ce la può revocare nessuno. Noi non dobbiamo più mendicare dallo Stato centralista i soldi per poter asfaltare una strada. Sono cose dell'altro mondo. La dobbiamo finire con questa situazione assurda. Noi dobbiamo diventare indipendenti mediante le costituzioni che ci facciamo noi qua. Abbiamo sentito critiche su anche la nostra organizzazione di questo evento qua, come era da aspettarsi. Qualcuno ha detto ma siamo troppo in pochi, non vuol dire niente. Quelli che ci sono qua oggi rappresentano, sono i protagonisti delle iniziative per fare le costituzioni territoriali e le varie repubbliche e i vari territori. Mi bastano 10 persone per territorio per riuscire a diffondere il nostro progetto, se ci credono, perché devono promuovere l'iniziativa delle popolazioni. Chi sono le assemblee territoriali? Le popolazioni. Noi non abbiamo un'assemblea territoriale per cui i costituenti sono un numero definito. Noi abbiamo le assemblee territoriali che sono costituite dall'intera popolazione di ciascun territorio. Allora l'obiezione è: ma raccogliamo insieme 100.000 persone, 200.000 persone? Non è questo. Noi diciamo che tutti coloro che vogliono contribuire a fare la Costituzione lo possano fare. Se dopo ci sarà qualcuno che non verrà, sono affari suoi, però noi dobbiamo creare le condizioni perché ciascun territorio possa avere la propria Costituzione e a quella possano partecipare tutti coloro che lo vogliono. Tanto è vero che alla fine, una volta fatto il testo della Costituzione di ogni territorio, dovrà essere approvato con referendum obbligatorio da parte della popolazione di quel territorio. Come in Svizzera non ci siamo inventati niente sotto il profilo dell'ordinamento. A noi va bene quello lì. I contenuti saranno diversi, dopo ne parliamo, ma l'ordinamento è quello lì. Quindi non venite a rimproverarci che
Oggi qua siamo in 180 persone invece di essere 180.000. Non ha senso sto discorso. Qua ci sono le assemblee, i rappresentanti delle assemblee o comunque coloro, gli attivisti delle assemblee costituenti di ciascun territorio. Adesso passiamo al discorso che va più nel concreto, a fondo, no? Sui contenuti. Perché? Perché l'ordinamento svizzero è considerato da noi altri, meglio, come un telaio, dove dentro bisogna fare una cucitura, bisogna fare la tela all'interno. Noi abbiamo solamente la cornice, che vuol dire moltissimo, però ci dobbiamo mettere i nostri valori. Voi dovete pensare che la Costituzione federale svizzera e quelle territoriali hanno come loro principale oggetto la libertà, ma lo si capisce. Fatta dopo il 1821 era prossima appena finita la rivoluzione francese, non potevano non sentirla questa necessità, la libertà, certo, ma la libertà ha un significato se dopo trova anche il dovere. Noi non possiamo pensare di organizzare degli stati, dei territori solamente all'insegna della libertà, perché noi concepiamo la libertà non fine a se stessa, e faremo un grave errore se lo facessimo, ma come condizione per fare il nostro Stato. Se un uomo non è libero neanche di agire, di fare, di creare quello che deve creare nella sua vita. Quindi la libertà è la condizione per fare il nostro Stato. Dobbiamo pensare che i diritti di libertà sono integrati anche dal criterio del dovere. Questo è proprio uno specifico dei fondamentali veneti. Lo troviamo scritto dappertutto in più di 1100 anni della nostra storia, perché noi vediamo che nella storia della nostra Repubblica non esisteva mai, non è mai esistito la possibilità di situazioni di privilegio di qualche tipo senza anche la corrispondente regola del dover assolvere a una funzione anche pubblica. Vi dico di più, e qua ci assomigliamo con l'ordinamento svizzero però a questo punto, che tutte le cariche amministrative sono cariche che si dicono di milizia. Cosa vuol dire milizia? Non solo l'aspetto armato. Milizia vuol dire prestazione gratuita della propria funzione personale, dello svolgimento del proprio lavoro per quelle cose che servono in favore della collettività. È un concetto sul quale dovremmo ritornare. E poi noi altri dobbiamo strutturare, e questa è una cosa nostra, peculiare nostra, dobbiamo strutturare il nostro ordinamento anche nel senso organicista. Cosa vuol dire organicista? Vuol dire che nessuna parte dell'ordinamento può fare senza le altre parti. Nessuno di noi altri può gestire una situazione che abbia un risvolto anche sociale e politico, come invece accade adesso col sistema dei partiti, che chiaramente rende tutti degli atomi. Non la possiamo gestire in maniera individuale. Noi dobbiamo avere la possibilità, e lo Stato deve fare le leggi in base al principio della mutualità. I valori degli altri sono valori anche miei, i valori miei sono i valori anche degli altri. Noi non possiamo pensare di agire se non collegando gli sforzi, l'associazione degli sforzi delle singole persone tra loro per raggiungere un fine comune. Ma su questo io credo che non ci sia molta necessità di spiegarci, perché è un discorso naturale che ci viene spontaneo. Perché? Perché noi altri abbiamo sempre posseduto il senso dei valori sociali. Non esiste un territorio in tutta la penisola italiana che abbia un numero maggiore di associazioni di volontariato che il Veneto. Non c'è. Un missionario su 3 nel mondo è veneto. Questo non è a caso, è perché c'è un fondamento comunitario di solidarietà che è già un fatto politico in sé.
non è solo un fatto morale, ma è un fatto politico. E sapete perché? Perché quando un'associazione di volontariato si costituisce per sopperire a un bisogno, lo fa perché lo Stato manca di farlo al posto suo. Dove lo Stato è carente di soluzioni per la vita delle persone e interviene un'associazione di volontariato, quell'associazione di volontariato, voglia o non voglia, fa politica al posto dello Stato, che invece fa una omissione. Ma come si fa a domandare a questo Stato italiano qua che facciano anche una politica di solidarietà? È impossibile questo. Perché? Perché il sistema dei partiti non ce l'ha neanche per i sentimenti di fare un qualche cosa che non sia solo economico, che non sia solo un'oligarchia di interessi. E la vediamo dappertutto, in tutte le sue, in suoi risvolti, in tutte le sue manifestazioni. È una congrega di persone che fanno esclusivamente i loro interessi economici, loro e tutti i centri di potere che sono collegati a loro. Noi diciamo invece la nostra scelta è una scelta ragionata, che tiene conto del fatto che quando moriamo lasciamo qua tutto. Signori delle segreterie dei partiti, quando moriamo lasciamo qua tutto. La nostra vita la dobbiamo gestire in maniera che sia finalizzata a valori che rimangano e siano trasmessi alla nostra società, ai nostri figli, a coloro che verranno. E qua ci sono programmi che abbiamo pensato, ci sono autonomie energetiche che abbiamo pensato, ce la dobbiamo fare noi le nostre autonomie energetiche, che non siano inquinanti. Lo possiamo fare, abbiamo tutti i numeri per farlo. Noi dobbiamo pensare anche a autonomie di altro tipo, quelle sanitarie. È inutile che ci vengano a dire che lo Stato italiano ha provveduto in questo caso dell'epidemia con soluzioni statali di vari tipi, per cui ha ricevuto anche i complimenti dell'Organizzazione Sanitaria Mondiale della Sanità. Sono balle. La realtà invece è quella vera dei singoli medici, dei singoli infermieri, delle singole situazioni che localmente hanno gestito le cose per conto loro e anche contro le direzioni che sono state date dal centralismo partitico italiano. Ricordatevi gli scandali sui camici, sulle mascherine, sulle siringhe, su questo, su quello. Ci hanno mangiato su tutto. Hanno mangiato su tutto. Sulla nostra vita. Hanno mangiato sulle nostre vite. Quindi, quando noi diciamo che i valori delle persone sono da comunicare dall'uno all'altro in una continuità anche storica, noi facciamo un discorso che è eminentemente politico. Non è un discorso solo sociologico, vogliamoci bene. Non è vero che sia così. Non possiamo più tollerare la dissipazione di un patrimonio di storia, di secoli, di imprenditorialità, di capacità commerciale, di capacità industriale, di capacità organizzata per il lavoro e per la produzione, che ci hanno costretti a regalare a stati in condizioni di inferiorità economica pur di risparmiare sui costi del lavoro, pur di risparmiare sulle tasse che ci vengono imposte, con aziende che hanno scoperchiato i loro tetti, i loro soffitti per non pagare imposte, con 638 suicidi dal 2012 al 2015 di imprenditori nel Veneto che non ce l'hanno fatta a pagare le tasse. Sono situazioni che non ci devono più, mai più ripetere. Noi vogliamo agire con 3 principi fondamentali. Al contrario della Costituzione italiana, noi i principi ce li abbiamo i principi, e come minimo sono questi: l'identità, antropocentrismo e poliarchia. Questo è il nostro programma anche politico. Identità perché? Perché promuove la cultura elaborata dal nostro popolo in secoli. Cos'è la cultura?
vorrei sentire da voi altri, dopo magari, cosa ne pensate? Cos'è la cultura? Non sono i quadri appesi, sì, anche quelli dei musei o le statue che si raccolgono. La cultura è un insieme di concetti definitivi su come vivere. Sono quelli che la popolazione in secoli ha maturato, ha stratificato per arrivare a vivere alla fine in un certo modo invece che in un altro. Sono i segni concreti della civiltà. Sono i segni concreti del livello di civiltà e su questo punto non abbiamo da temere confronti con nessuno. Non ci sono repubbliche sulla faccia della terra che siano durate ininterrottamente per 1100 anni, ragione per cui a scuola non se ne parla mai, perché il confronto sarebbe drammatico. Il confronto con i Savoia, la Bella Rosina, Vittorio Emanuele II, Garibaldi e compagnia bella, e Cavour, che non è mai sceso sotto Firenze perché gli faceva schifo il sud, è un dato di fatto storico. Lui che era ministro della nuova Italia gli faceva schifo, non è mai sceso sotto Firenze, e noi dobbiamo guardare a questi esempi. Ma chi sono queste persone qua? Una congrega di massoneria, venivano da là e ce l'hanno imposta come modo di vivere, la bella Gimonina, ce l'hanno imposta come modo di vivere questa maniera di fare. Ma ci hanno imposto una cosa ancora più drammatica, ci hanno imposto l'individualismo. La Costituzione concessa da Alberto di Savoia nel 1848 è una Costituzione che è liberale. Cosa vuol dire liberale? Che ognuno è libero, totalmente libero, così tanto libero che può anche morire di fame. Non è un modo di dire. Lo Stato non ha mai provveduto a niente in quegli anni lì, fino all'avvento del fascismo non si parlava che così. Se voi fate un riscontro storico noterete che nel 1800, alla fine del 1800 e i primi del Novecento fino al 1920 e più anche oltre, ma prima in particolare, chi è che si è preso il carico di fare le scuole? Chi è che si è preso il carico di fare la sanità? Chi è che si è preso il carico di un ordinamento civile anche in situazioni dove non esisteva? È stata la Chiesa Cattolica. Perché la Chiesa Cattolica ha fatto le scuole professionali e le altre scuole di tutti i tipi per dare un lavoro, un futuro alle persone. Perché la scuola pubblica non c'era. Perché lo Stato liberale non ha fatto le scuole pubbliche. Chi aveva cultura era perché poteva permettersi il precettore a casa. Questa è la verità storica. Dopo li hanno accusati i preti, le suore, eccetera, di aver fatto le scuole, sì, ma questo era nato da una necessità contingente. A proposito, hanno fatto politica, sì, è vero. Facendo le scuole hanno fatto quella parte di politica che lo Stato non ha fatto, non aveva fatto e non voleva fare, perché tutti erano liberi di fare quello che dovevano e nessuno doveva dipendere dagli altri. Lo Stato era visto come un nemico dell'individuo, un nemico del singolo. Lo Stato era visto come un nemico degli atomi, perché il liberalismo è una scuola di atomismo. Ognuno deve arrangiarsi per sé. Certo, questo è un elemento che favorisce lo sviluppo economico oltre ogni misura, perché non ci sono leggi che vadano a calmierare, a regolare i rapporti anche di dipendenza e i rapporti di lavoro. Non ci sono. In quel tipo di Stato lì non ci sono. E guardate che è singolare, voglio farvi riflettere su questo, che è singolare che oggi, proprio oggi, dopo 72 anni di partitismo in Italia, di sistema di partiti, stiamo ancora parlando di liberalismo. Stiamo ancora parlando in che senso? Ve lo dico subito. Nel senso della globalizzazione. Perché il sistema dei partiti non ci ha difesi dalla globalizzazione. Cosa vuol dire non ci ha difesi dalla globalizzazione? Non hanno fatto regole per filtrare l'ingerenza
e il dominio delle multinazionali sulla nostra vita. Non l'hanno fatto. Anzi, il sistema dei partiti è colluso con la globalizzazione, e cioè è colluso con il neoliberismo. Qual è la legge che regola oggi l'andamento della vita planetaria? È la legge del mercato. Non c'è niente che superi la legge del mercato. Comprate qualsiasi cosa dappertutto, avrà le stesse caratteristiche, tutto livellato, perché quello che conta è il realismo del profitto, al di sopra, al di là e al di fuori degli stati e dei loro regolamenti, al di fuori delle competizioni anche dei sindacati, al di fuori delle competizioni anche del diritto. I tribunali ce ne fanno un baffo. Andate voi a fare una causa a Shanghai, fate una causa dove volete negli Stati Uniti, da qua, la voglio ben vedere. Però le multinazionali operano qua, prelevano i soldi delle persone che abitano qua. I maggiori negozi delle multinazionali nelle nostre città venete sono tutti di multinazionali straniere. Vi faccio l'esempio di Verona, la via Mazzini di Anova de Verona è piena di negozi di multinazionali che prelevano dalle tasche dei veronesi e se li portano via. A Verona non resta nulla. Fuori del centro storico di Verona la città è morta. È finito l'artigianato, è finito il piccolo commercio, hanno aperto il sistema di partiti, ha consentito di aprire i mega store, i mega magazzini generali, dove ancora là sono presenti le multinazionali con i loro capitali, e noi dal sistema di partiti italiani non abbiamo avuto la minima difesa e ce ne avremo sempre meno anche per il futuro. Attenti al discorso Covid e vaccinazioni, anche lì andrebbe tutto valutato, verificato quanto e come. Una cosa non ci hanno detto e non ci dicono. Attenti, una cosa non ci dicono. Non c'è comparazione tra i provvedimenti presi e l'effettiva permanenza di questa epidemia qua. Noi siamo nelle loro mani, ci possono dire quello che vogliono. Assolutismo? Vedete come incidono i principi? Vedete come incidono i principi da adottare o da rifiutare? Assolutismo vuol dire che noi non possiamo conoscere quelle cose lì. Chi è che va a vedere al Ministero della Salute quante mascherine servono e fin quando e che vaccini devono essere presi? Ah, ma c'è l'aspetto scientifico. Ah sì, andiamo a vederlo. Quanti ce ne sono di questi scienziati che obbediscono ai contratti con le multinazionali produttrici di vaccino? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere come stanno queste cose qua. Ancora una volta, se vogliamo una soluzione dobbiamo rivolgerci, e non è un modo di dire, all'amico medico che in una struttura per fortuna ti fa sapere se devi o non devi prendere qualcosa, a livello personale, a livello individuale. Ma perché non lo dobbiamo fare a livello statale nostro? Perché noi dobbiamo rinunciare a una prerogativa che si chiama salute pubblica del territorio? È inutile pensare di fare un boccone grosso e convincere tutto il resto della penisola che è così, non ce la faremo mai. Dobbiamo pensare a casa nostra intanto. Egoismo? No, sopravvivenza. Sopravvivenza, no egoismo, perché siamo arrivati a questo. Il secondo punto, antropocentrismo, è il secondo principio. Cos'è l'antropocentrismo? Da parola greca, antropo, uomo, centrismo, centro. La centralità dell'interesse dello Stato è quella dell'essere umano, della persona umana. Noi la vogliamo chiamare persona umana, non individuo atomo, la vogliamo chiamare persona umana. Perché? Perché la persona è un centro di relazioni e noi altri non possiamo vivere senza relazioni. Ma la prima relazione sarà quella della famiglia, sì, poi quella delle persone che si conoscono, ma la più importante è la relazione con lo Stato, perché tutti coinvolge. La relazione con lo Stato coinvolge tutti quanti, sia che ne siamo consapevoli, sia che non ne siamo consapevoli. Anche quelli che stanno alla finestra subiscono l'azione dello Stato. Ci sono delle persone che stanno alla finestra e dicono: ma tanto a me non tocca. Lo dicevano anche gli ebrei quando li hanno portati nei campi di concentramento: tanto a me non tocca.
Si sono salvati solo quelli che sono emigrati in America, il resto però è toccato a tutti quasi. E anche là, per fortuna, sta una frangia di persone che si chiamano suore, preti e conventi che ne hanno salvati tantissimi. Si dice poco perché non bisogna mai riconoscere questa realtà, però chiuso l'argomento, la realtà nostra è questa, che stare alla finestra non ci salva. Signori, stare alla finestra non ci salva. Dobbiamo tutti quanti prenderci la nostra responsabilità, essere uomini di Stato, donne di Stato, che si fanno un problema delle cose. Poliarchia. Qua viene la novità veramente totale di differenza col sistema di partiti. Noi non accettiamo la democrazia delegata. Non l'accettiamo perché noi non vogliamo dar via la nostra democrazia così, come fosse acqua fresca. La vogliamo gestire per conto nostro. Allora, per fare questo, noi pensiamo a una forma, ancora una volta, come schema dell'ordinamento svizzero. L'ordinamento svizzero prende il potere politico, non solo quello amministrativo, quello politico, quello che consente di fare le leggi, lo prende e lo divide, meglio, lo distribuisce in 3 parti. La prima la dà ai comuni. Pensate che i comuni sono quelli che danno o no la cittadinanza alle persone, perché la gente vuole sapere chi è che viene a vivere con loro. La gente del posto vuole sapere ma chi è il mio vicino che viene qua a vivere, chi è? È per caso il solito confinato che viene dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania, che non riescono a tenere buono là e che distribuisce la droga e me lo mettono qua perché il popolo veneto buono eserciti un controllo sociale. Sapete quanti confinati abbiamo in Veneto adesso qua? Un numero incredibile. Ce li hanno distribuiti nelle nostre campagne, nei nostri paesi, nelle carceri che ci sono anche qua. Ce ne hanno distribuiti una gran quantità perché il popolo veneto eserciti un controllo sociale. Anche qua si chiede al popolo veneto un'attività politica che il sistema dei partiti non fa, ma delega di fatto. Non se lo prendono questo problema qua, ce l'hanno dato a noi, solo con l'effetto però che queste famiglie hanno portato su i loro parenti, i loro amici, i loro sodali e hanno distribuito la droga da qua. Un disastro. Abbiamo moltissime famiglie che vivono tragedie a causa della droga portata dal sud della penisola. Questo è un dato di fatto. Leggete le relazioni che fa la DIA ogni 6 mesi al Ministero degli Interni, è su internet. Il procuratore della Repubblica di Napoli, Procura Generale della Repubblica di Napoli, scrive: noi non siamo in grado di controllare la situazione della camorra. Non siamo in grado di controllare. Lo dicono. Conoscono le famiglie, nome per nome. Conoscono le persone, nome per nome. Non fanno nulla. Ma non fanno nulla per un motivo storico preciso. Non fanno nulla per il semplice motivo che è un'esperienza diversa, molto diversa, quella che nei secoli il sud d'Italia ha svolto, ha attuato rispetto al nord. Mentre qua nel 1000 c'erano le città-stato, si sono dati i loro ordinamenti, nel sud invece sono stati, per quanto ne sappiamo, dopo i Romani, 250 anni di occupazione islamica araba, Sicilia e Calabria, 250 anni di arabi. Guardate che l'Islam non conosce il concetto di Stato, non sa cosa sia. Il concetto di Stato è un concetto nostro, europeo. L'Islam non sa cosa sia lo Stato, confonde tutto nel principe dei credenti di turno che comanda la popolazione, il quale in una visione, un ordinamento teocratico in base al Corano gestisce la situazione anche civile e anche penale. È tutt'uno. Per cui noi altri abbiamo questo problema che ci troviamo di fronte a persone che hanno cumulato nel tempo una mentalità che è molto distante dalla nostra. Dopo degli arabi ci sono stati normanni, francesi, spagnoli, e poi alla fine chi c'è stato? I Savoia.
Ma i Savoia erano occupanti tanto come gli altri, non è cambiato nulla, hanno fatto migliaia di morti, li chiamavano sì, appunto. Per cui noi altri dobbiamo considerare che questi eventi storici, no, che sono succeduti nel centro-sud d'Italia, hanno lasciato il segno. Noi abbiamo una differenza di strutture e di ordinamenti dal centro-sud d'Italia al nord che è di 500 anni. Di 500 anni. Perché qui abbiamo conosciuto gli stati, ce li siamo fatti, abbiamo fatto le nostre istituzioni, si chiamavano così, e non Costituzione, e laggiù no. Quindi questo è una situazione che ha trasportato nei secoli una maniera di vedere e di pensare, colpa o non colpa, però è un tipo di maniera di pensare che è oggettiva. Quindi noi abbiamo anche questo problema qua, ma noi cercheremo non di dire qualcosa contro, perché non lo facciamo, ma cercheremo di dire qualcosa a favore nostro. Non vogliamo portare via niente a nessuno, però non vogliamo che nessuno porti via nulla a noi altri. Quindi il discorso della poliarchia ha un suo grande significato. La prima fascia di potere politico è data ai comuni. I comuni hanno la possibilità di fare delle leggi dove il territorio non le fa per quel singolo comune o per la generalità. Dopo di questo la fascia di potere politico viene data ai territori, che sono gli stati. In Svizzera ce ne sono 26, qua ne abbiamo 21. E quindi dopo che il potere politico ce l'ha il territorio per la quota di sua competenza, il resto, meglio, 4 materie vengono date alla Confederazione. Comuni, territori, Confederazione. La Confederazione ha solamente 4 materie da trattare: la politica estera, la moneta, la difesa e i rapporti tra la Confederazione e i territori. Queste sono le 4 materie che sono di competenza della Confederazione, niente di più, perché i territori poi sono sovrani per tutto il resto, perché sono stati, ognuno ha la propria Costituzione. Allora noi altri, ecco, lo vogliamo sottolineare, che siamo lontani dalla mentalità italiana, lontanissimi, e possiamo adottare un sistema completamente diverso, che però non è extravagante, non è un sistema inventato da un giorno all'altro, è un sistema che riproduciamo da una confederazione che è quella svizzera, che ha dato buona prova di sé. Certo, la Svizzera non è un paradiso, ha sicuramente i suoi problemi di gestione, anche politica, eccetera, però ha questo criterio di base, che la popolazione decide su tutto. Voglio informarvi anche di questo. La Svizzera non ha una corte costituzionale. Ma come? Hanno le loro costituzioni e non c'è la corte costituzionale che giudica sopra le leggi che dovrebbero essere conformi alla Costituzione? No. La Svizzera assegna alla popolazione la decisione se una legge è giusta o non è giusta. Questa è democrazia. Questa è democrazia perché? Perché implica la partecipazione delle persone, cosa che a noi è completamente sottratta. È completamente sottratta. Ci sono vari esempi che adesso io vi risparmio per non dilungarmi di più, però questa è democrazia, perché qua c'è il principio della partecipazione. La democrazia o è partecipata oppure non è democrazia. Che dicano quello che vogliono. Allora, questi sono i 21 territori di cui parliamo noi altri. I territori devono avere le proprie distinte costituzioni, hanno una propria personalità statale, dichiarano ciascuno la propria libertà, sovranità e indipendenza e a loro volta costituiscono la Confederazione dei Territori Veneti. Come in Svizzera i cantoni costituiscono la Confederazione dei Territori dei Cantoni Elvetici. Questi sono i 21 territori. Guardate che questo non vuol dire che siano fissi,
rispettando la volontà popolare dei veneti, se per caso ci saranno delle variazioni anche sulla territorialità, che noi abbiamo preso però come, diciamo, risultato di ricerca storica, va bene, si cambia, perché la popolazione ha diritto di variare la Costituzione. Una confederazione con una propria Costituzione, 4 materie, che abbiamo detto, no? E il resto lasciato alla sovranità dei territori. Io vi invito veramente a considerare tutte queste cose, soprattutto per un cambio di mentalità che dobbiamo attuare, perché non è possibile mantenere la situazione che c'è adesso, e cambiare dipende solo ed esclusivamente da noi. Per stare su concetti eterni, perché noi dobbiamo sempre guardare in là. Io voglio ricordarvi questo, no? Vi dicevo prima che quando moriamo lasciamo qua tutto, sì, però possiamo lasciare il mondo un po' meglio di come l'abbiamo trovato. Non è impossibile farlo, dipende da noi altri anche questo, no? Allora, per considerare il nostro tempo, no? L'Ecclesiaste ci dice che ogni cosa ha il suo tempo. Ve lo dico perché per conto mio è qualcosa che dobbiamo tenere sempre presente. Ogni cosa ha il suo tempo. C'è il momento adatto per ogni cosa sotto il cielo. Tempo di nascere e tempo di morire. Tempo di piantare, tempo di svegliare ciò che è stato piantato. Tempo di uccidere e tempo di sanare. Tempo di demolire e tempo di fabbricare. Tempo di piangere e tempo di ridere. Tempo di far cordoglio e tempo di ballare. Tempo di gettar via le pietre e tempo di raccoglierle. Tempo di abbracciare e tempo di stare lungi dagli amplessi. Tempo di acquistare e tempo di perdere. Finché lo dico, mi viene in mente la storia dei vendi, le abbiamo passate tutte queste cose qua. Tempo di tenere di conto e tempo da buttare via. Tempo di strappare e tempo di ricucire. Tempo di tacere e tempo di parlare. Tempo di amare e tempo di odiare. Tempo per fare la guerra e tempo per la pace. Adesso è il tempo di fare lo Stato veneto. Grazie, direi di fare una pausa. Facciamo una pausa di 10 minuti, lì fuori chi vuole, per chi vuole c'è acqua.
con le varie assemblee territoriali, che comunque lega l'inizio ufficiale oggi, quindi la creazione delle assemblee territoriali per i 21 territori che abbiamo visto. Quali e quanti mezzi sono stati predisposti ed attuati dai promotori di ciascuna delle costituenti per diffondere la Costituzione territoriale ed il progetto di fare lo Stato proposto dalla Confederazione Territori Veneti, e quali siano i risultati di coinvolgimento della popolazione e di diffusione in concreto raggiunti. Questa è la domanda. Per Verona, fare lo Stato, per il territorio di Verona, fare lo Stato è un messaggio essenzialmente politico, non partitico. Ecco, mi vuoi fare un inciso. La parola politico ormai penso che ne daga la nausea a tutti, perché la leghiamo purtroppo a tutti i connotati negativi che ha assunto nel tempo, e quindi a sentirla la ne viene. La sua etimologia è l'amministrazione della polis per il bene comune. Quindi quando parliamo della città, esatto. Quindi quando parliamo di politica, le intendiamo nel suo significato originario e non nel significato con connotati negativi che ha assunto nel tempo. Ma la propaganda partitica preordinata alle elezioni del 20-22 settembre 2020 ha coperto da mesi tutte le possibili disponibilità di ascolto degli elettori sui temi anche politici alternativi al sistema e alla proposta di fare lo Stato veneto. Quindi diciamo, il discorso che fosse le elezioni un attimo impediò di diffondere invece il messaggio che adesso invece può partire più forte e chiaro. Ha letteralmente soffocato ed escluso anche ristretti margini di presentabilità di qualsiasi altro messaggio che non fosse quello elettorale. Quindi il dibattito nel territorio di Verona sul progetto della Confederazione partirà da adesso. Finora a Verona si sta fatto volantinaggio, e a tutti i presenti, chi non l'avesse già fatto, chiedo di andare sul sito www.confederazioneterritoriveneti.org e registrarsi. Così, se vi è registrato, poi può essere messo all'interno di una chat e all'interno comunque delle confederazioni, delle assemblee territoriali, e quindi per il proprio territorio rendersi partecipe. Per Vicenza si è già stato fatto un paio di serate all'Hotel Noris, si è stato fatto volantinaggio sia nella zona di Arzignano, Alto Vicentino, zona di Conco e Vicenza città. La prima, diciamo, il primo incontro vero e proprio con la lettura e valutazione della Costituzione per il territorio di Vicenza, e sarà venerdì 16 ottobre. Dovrebbe essere all'Hotel Noris, comunque di Schio, vi sarà da comunicazione. Per quanto riguarda gli altri territori, territorio di Brescia e Bergamo, è stato fatto un primo incontro a Brescia il 9 settembre con l'avvocato Selmo come relatore. Volantinaggio con l'aiuto di 5-6 persone tra locali e automobili. Si sta stampando 60.000 volantini e si continua la distribuzione. Quindi queste zone in cui ancora non c'è la percezione, cioè che sta una cancellazione, deve essere comunque popolo marciano, popolo veneto anche nei territori di Brescia e Bergamo. Per quanto riguarda i territori del Canton Dolomitico, passo la parola a Maurizio Curto. Buongiorno a tutti, sono Maurizio Curto, rappresento il gruppo del Canton Dolomitico che si occupa sul territorio bellunesi, quindi il territorio di Feltre, Belluno e quello che viene chiamato Oltrepiave Comelico, le attività della Confederazione. Ad oggi abbiamo realizzato
dal mese di giugno 2020 di quest'anno le attività sul territorio. Abbiamo fatto esattamente abbiamo fatto delle riunioni il 21 abbiamo realizzato una prima serata a Santo Stefano di Cadore, dove hanno partecipato una ventina di persone e abbiamo presentato il tema della Confederazione nel suo progetto. Poi abbiamo fatto un'altra serata in Santa Giustina, nel territorio di Feltre di Belluno, e una poi serata costituente a Belluno presso il centro congressi il 12 settembre, che ha visto una buona partecipazione di quasi 70 persone, e considerando soprattutto che nel bellunese il tema di indipendenza non è veramente molto sentito. Per questo stiamo, attraverso i gruppi e le persone che si sono già dedicate, a fare volantinaggio con i bigliettini di presentazione della Confederazione. Tutte queste attività sono tuttora in corso. Inoltre chiedo qui che per la questione del territorio di Oltrepiave Comelico che venga ripristinato il nome storico esistente dal 1335 della magnifica comunità del Cadore, che poi nel 1420 ha aderito alla Repubblica Serenissima e sono 600 anni di dedizione a tutt'oggi. E quindi chiedo al Consiglio questo cambio. Buongiorno Veneti. Allora io sono nuovo, sono Fausto Fusetti della provincia di Rovigo. Devo ringraziare la Rosa Salmaso, che conosciamo penso un po' tutti, che mi ha presentato il grande Walter Michelini, e abbiamo fatto questo gruppo bellissimo del Polesine, diciamo, perché io abito in provincia di Rovigo, ma nel Basso Polesine. Per chi non conoscesse, parliamo del Polesine. Allora, nella serata del 23, quindi pochi giorni fa, ci siamo riuniti e abbiamo cercato di creare questo gruppo che praticamente vogliamo prima imparare bene queste cose, perché non si può andarsi a presentare in pubblico se non sei preparato, quindi bisogna studiare. Adesso noi ci mettiamo a studiare tutte queste cose per poi presentarli in modo che se fanno anche domande siamo pronti per rispondere, giusto? Bene, allora abbiamo messo 6 punti. Allora, primo punto è la formazione e monitoraggio dell'apprendimento generale dei relatori per le serate di informazione. Questo è importantissimo. Poi il secondo punto, organizzazione per il territorio e assegnazione delle competenze ai relativi compiti e mansioni per portare a conoscenza la Costituzione ed il percorso generale del Veneto indipendente. Anche questo molto importante. Pianificazione di una piattaforma di lavoro web planner per permettere una ottimazione dei contenuti che verranno discussi in merito alla creazione della Costituzione. Quindi se ci sono dei gruppi Alto Polesani, Basso Polesani, Rovigo, che noi dobbiamo dialogare fra di noi per fare questa Costituzione, abbiamo creato, che dopo dirò anche i nomi, abbiamo creato questa piattaforma che è utile, penso dovreste farlo tutti. E dopo il quarto punto, discussione per un obiettivo collettivo per crescere insieme, come trasmettere messaggi positivi e coinvolgenti al pubblico presente. Sono stati decisi i responsabili delle zone del nostro territorio di Rovigo.
Noi abbiamo deciso, eravamo tutti là, eravamo tante persone, per il giorno 23, abbiamo deciso il dottor Giancarlo Bragion, responsabile relatore per la Costituzione, Mirko Ganzaroli, responsabile relatore del web planner, che l'abbiamo qua anche oggi con noi, Matteo Telà, responsabile relatore fiscale, Renzo Augusti, responsabile relatore della storia del Veneto. Io, Fausto Cosetti, sono il portavoce, per dopo io sono sempre in contatto con Walter, quindi della provincia, cioè del territorio veneto, cioè di Rovigo. Ecco, ok. Io vi ringrazio, sono molto felice di aver visto tanti veneti oggi qua, è una soddisfazione immensa. Buon proseguimento, grazie a tutti. Scusate, ma io vado meglio in piedi. Mi tocca il compito, chiamiamolo così, ingrato, di fare la chiusura oggi. E cosa dire? Prima di tutto credo che sia doveroso che vi facciate voi un applauso per essere qui presenti oggi, perché avete preso coscienza di quello che si vuole fare e di quello che vogliamo essere, per cui grazie a tutti voi. Un'altra cosa, io devo dire grazie a Vittorio, perché ogni volta che lo ascolto per me non una giornata, un mese di scuola, veramente, cioè, mi arricchisce sempre di informazioni ed è alla base anche vostra, perché credo, anzi è importante essere coscienti e sapere, perché la conoscenza fa paura allo Stato italiano, e più noi siamo coscienti e conoscenti del nostro percorso e consapevoli, grazie Jerry, più siamo coscienti di tutto questo, più riusciamo ad arrivare prima al nostro obiettivo. Per cui portiamo avanti questa cosa il più possibile. Infatti facciamo conoscere a tutti il nostro percorso, perché è così che possiamo arrivare prima al nostro obiettivo. Un attimo, perché ho preso un po' di appunti. Poi, che dire? Tanto dico grazie a Fausto, che è stato nominato portavoce di Rovigo, stanno facendo un bel lavoro e direi che tutti i gruppi dovrebbero interfacciarsi, perché ogni gruppo può portare qualcosa a un altro, ogni territorio può portare qualcosa di importante a un altro, per cui sarebbe giusto, e penso che sia stato messo tra l'altro in consiglio, che i vari portavoce possano dialogare tra di loro per poter lavorare in sintonia e in sincronia. Dobbiamo partire dal presupposto, e partiamo, traversiamoci un attimo a livello aziendale, che questa è una grossa azienda e che deve uscire con lo stesso marchio, con la stessa identità e con lo stesso spirito su tutti i territori. Per cui usciamo sempre nello stesso identico modo, presentiamoci sempre uguali, perché solo così riusciremo a far capire chi siamo veramente e che cosa vogliamo portare avanti. Abbiamo un compito non da poco, un compito importante, lo abbiamo noi, ma lo avete voi più di noi, perché noi siamo consiglio, ma siete voi popolo che state decidendo il vostro futuro. È molto molto importante quello che state facendo, per cui prendete coscienza e portate avanti questa cosa dappertutto. Noi ci siamo, io sono sempre disponibile, lo sanno quelli dei territori di Rovigo, ho fatto anche incontri informativi
anche a Vicenza perché avevano bisogno, per cui la mia disponibilità massima c'è verso di tutti, penso anche di Vittorio, di Erika e di Maurizio. Però se non ci siete voi noi non possiamo fare nulla, per cui io direi grazie a tutti voi e un parterre a Parmar. Volete un pensiero di Socrate proprio qualche giorno fa, mi sembra scritto per altri oggi. Lo leggo. Il segreto del cambiamento è concentrare tutta la tua energia non nel combattere il vecchio, ma nel costruire il nuovo. Se ci sono domande, siamo qua. Timidi. C'è qualcuno? No, Maurizio. Faccio un valedetto perché devo quedare qua. Grazie intanto all'avvocato Sermo, mi ha capito da pensare per un mese quando lo ascolto. Volevo domandare, questo voto del referendum che il popolo adesso va espresso in modo positivo per fare questo finto taglio dei parlamentari, che valore ha davanti a una Costituzione che non si è mai stata votata? Cioè la avalla, è indifferente, non lo so, è come se sto Stato cercasse degli appigli legali a consuetudine, come quando paghiamo le tasse, voglio dire. E che valore ha questo referendum? Nel senso, quando faremo qualche serata dove anche a me voi imparare stasera a dire non abbiamo mai votato come popolo la Costituzione italiana, quando mi dovesse rifacciare questo voto del referendum, come posso rispondere? Il referendum in Italia ha solo una caratteristica che è abrogativa, che non è propositivo, che in questo caso qua io ho voluto sentire, perché l'è previsto, ho voluto sentire cosa ne pensa gli elettori sul numero dei parlamentari, perché la legge l'ha già fatta e vuol sapere se la gente è d'accordo oppure no. Allora è evidente che il sì e il no in questo caso dipende, diciamo, dalla capacità dei singoli gruppi di interessi che si chiamano partiti di far valere un orientamento invece che un altro. Diverso è il discorso del referendum che propone, che organizza il nostro tipo di Stato. Vi pensate che il nostro tipo di Stato non solo ha il referendum, quindi per dire se una legge la va bene o non va bene, ma ha anche il potere di iniziativa. Il popolo ha il potere di iniziativa per fare le leggi. Ecco, dopo, se volete guardare un po' quello che succede in Svizzera, ha almeno come minimo 4 referendum all'anno, va bene, sui temi di maggiore importanza, e ne ha tantissimi altri anche sulle soluzioni locali, comunali, di tutto. Ecco, diciamo che più che un'intonazione, una definizione legalista che deve dire se una cosa è legale o no da parte di un giudice come in Italia, che è la Corte Costituzionale, là invece è la gente che dice se è o non è secondo quello che intende per legge. Quindi lei ha un atteggiamento, una visione delle cose molto diversa, ecco, che le si riferisce in maniera essenziale alla volontà popolare, ecco, piuttosto che a una struttura già precostituita e orientata già in maniera partitica. Forse a qualcuno che sarà andato un po' all'attenzione quello che sta per capire, no? Quello che diciamo
quello che è successo in America pochi giorni fa, no? È morto un giudice dell'Alta Corte di Giustizia che dappertutto era stata dichiarata come un giudice orientata in modo particolare per i diritti delle donne, di certe classi sociali, eccetera, no? E adesso il timore che aveva le persone in generale, che non favorevoli a Trump, e ha detto adesso invece Trump metterà qualcuno che le pensa invece in senso conservatore, cioè non aperto alle esigenze che sta, diciamo, in qualche maniera suffragate, aiutate da decisioni della Corte Costituzionale, della Corte Suprema degli Stati Uniti in modo invece che in un altro. Allora questo vi dice tutta quanta l'importanza che ha il fatto che i giudici, invece di essere nominati come è da noi altri, sia eletti. Cioè il nostro ordinamento, quello che propone la Confederazione dei Territori Veneti, è un ordinamento che prevede l'elezione dei giudici da parte della popolazione. È chiaro che, come succede in Svizzera, i giudici dopo che verranno eletti sarà quelli che hanno una competenza giuridica, però potrebbe non essere così, ma in genere adesso in Svizzera è così, perché è evidente che bisogna avere anche una conoscenza delle leggi, del meccanismo, delle procedure, però quello che conta è un'altra cosa, e cioè che i giudici siano elettivi, perché il giudice elettivo, se si comporta male durante sullo svolgimento del suo incarico, viene revocato seduta stante dalla gente, cioè la gente fa delle iniziative per revocarli, le lascia via lì finché non è finita la legislatura o non è finito il mandato, e le revoca. E questa è la democrazia, no? Perché bisogna che chi agisce a nome della popolazione sia anche coerente con il comportamento conforme ai principi dello Stato nel quale agisce. Quindi noi altri teniamo per fermo il discorso referendario, perché prima di tutto serve per approvare in modo obbligatorio le costituzioni territoriali. E ripeto, non nel senso di costringere le persone a venire fuori da casa a approvarlo, ma nel senso di consentire a tutti la possibilità di dare o di non dare il proprio consenso. Bisogna dare alle persone l'opportunità di dire anche di no, o di cambiare o di fare delle modifiche. Quindi è un fatto, quello lì, assolutamente importante, anche perché dopo la Costituzione che verrà fuori sarà molto più facilmente accettata dalla popolazione, perché è una Costituzione fatta dalla popolazione. Non è nessun magistrato, nessun giudice che sia superiore alla popolazione. È il popolo che deve gestire il proprio destino anche dal punto di vista della legislazione. Quindi tutti noi altri adesso avremo un compito, perché anche da questa domanda viene fuori un indirizzo di comportamento, che avremo un compito. Cos'è? Tornare nei nostri territori, Treviso, Verona, Vicenza, Padova, eccetera, e diffondere questa nuova maniera di pensare, cioè fare la nostra Costituzione. Le Costituzioni che abbiamo dato, che tutti quanti i territori Gaza, le Costituzioni preparate con uno schema sul quale ragionare, che però tiene già conto dei propri rapporti con la Costituzione confederale, che non è stata distribuita, ma tiene già conto di questo rapporto qua. Quindi le regole che troviamo nella Costituzione, che sta distribuita come facsimile, e le regole che le applica i tre principi dell'identità, antropocentrismo e poliarchia, e le applica già. E dopo voi altri che avrete da fare che? Avrete da diffondere questa roba tra la gente, interessarla, quindi portare la proposta della Costituzione come una provocazione alle persone a prendersi cura del proprio territorio, della propria vita, del proprio futuro. Questo è l'elemento che dà una legittimazione a quello che facciamo.
prima sentiva qua degli amici che diceva ma a me ho dichiarato di non far più parte dello Stato italiano, di cavarmi fuori o rinunciare alla cittadinanza o rinuncio alle prerogative che altri mi dice io ho restituito la tessera elettorale, tutte cose belle dal punto di vista diciamo del pronunciamento e della dichiarazione di una volontà, però lo Stato italiano non per questo può cancellare una persona solo perché la dice mi non vuoi più essere cittadino italiano, perché uno non può più essere cittadino italiano se sceglie di essere di un'altra cittadinanza. Non sono più cittadino italiano perché vuoi diventare cittadino argentino o svizzero o americano, ma se no la rinuncia alla cittadinanza pura e semplice non ha effetto, che è quelli che diventa apolidi, che non diventa né cittadini né di uno Stato né di un altro, però sono immensi problemi per lavorare, per gestire, per la sanità, per tutte le cose che uno Stato può dare o non dare, bene o male. La nostra scelta non la può essere una scelta intermedia come questa, pur considerando che lei è una grossa dichiarazione di volontà. Deve essere una scelta costruttiva, alternativa, che le crea una situazione nuova, che si chiama il nostro Stato. Noi vogliamo fare il nostro Stato e questo dipende solo ed esclusivamente da noi altri. Ciao Sermo, una domanda, dopo costruire i territori, le costituzioni, tutto quanto, quando è che si entra nel pratico e che avremo l'Italia che ne va incontro? Cioè quando riusciremo a dare una mano a quelle imprese e a quelle persone che hanno bisogno e che non riescono avanti e cioè tenendo le proprie tasse, risorse e tutto quanto? Quando è che verrà quella roba lì? Non mi ha capito in che forma, ecco. Allora, come per ogni Stato che ha diciamo, la sua indipendenza, no? Come avevo detto, la prima cosa che fa, cos'è? Si crea e legge la propria autorità. Nella nostra previsione prendiamo sempre a modello la Confederazione Svizzera, no? Cosa succede? Che si fa le votazioni per ogni territorio le comprende, attenzione, le comprende 5 o 7 componenti del governo, cioè l'esecutivo, che è il governo, è composto da 5 o da 7 a seconda della popolazione componenti. Tenete presente che nei cantoni svizzeri, che noi altri che chiamiamo territori, non ci sono i partiti che concorrono per queste votazioni qua. Le votazioni invece fatte alla persona. Ciascuno maggiorenne scrive il nome della persona che vuole che vada a fare il componente del governo. Chi ha più voti vince, semplicemente. Chi ha più voti va a fare il componente del governo. Lo stesso si dice per il Parlamento. I territori, a seconda della quantità della popolazione, ha un numero che varia fino a 50 componenti del Parlamento. Il Parlamento può essere anche inferiore dei componenti, addirittura che è dei cantoni che non ha neanche al Parlamento, da tanto piccoli che è, però fa le leggi per alzata di mano addirittura. Che 2 cantoni in Svizzera che è così pochi, chi si trova in piazza e quando è da fare una legge va là e alza la mano, va bene? Tanto per c'è un numero così come siamo qua ancora, 180 persone, alza la mano, sì no. Quindi per dirvi a che punto è queste persone. In altri invece, in altri cantoni più numerosi, allora che è il Parlamento, fino a 50 persone. Anche là si vota mettendo il nome della persona che si vuole votare. Chiunque può proporsi come candidato, uno propone se stesso come candidato. In questo programma qua, in questo diciamo, protocollo qua, che funzione hanno i partiti? Perché non è che ne sia. I partiti hanno la funzione solo
di orientare politicamente le persone, ma non è lo strumento per arrivare alle elezioni. In Italia invece i partiti è l'unico strumento, articolo 49 della Costituzione, bisogna iscriversi a un partito per andare a partecipare alle elezioni. In Svizzera non è così, chiunque partecipa alle elezioni a titolo personale e vota la persona che vuole, chiunque, basta che che abbia più di 18 anni. Dopo gli eletti, ho visto qualche legge territoriale, gli eletti però, per esempio, deve essere esenti da precedenti penali, perché chi ha dei precedenti penali che non è conformi alla funzione che deve svolgere, quelli non possono venire eletti. Ma questo è un altro discorso, ma chiunque se no può eleggere e essere rieletto. Quindi se vota il governo, se vota il Parlamento e dopo in Svizzera anche i voti ai magistrati, quindi i tre poteri, che sarebbe quello esecutivo che è il governo, legislativo del Parlamento e quello esatto del legislativo e quello della giustizia, è tre poteri che vengono eletti dalla popolazione. Questo si deve fare. È chiaro che una volta fatto il Parlamento del territorio, quello fa le leggi che le deve servire per regolare le situazioni che ti hai detto, no? Quindi sai, leggi fiscali, leggi sulla sanità, leggi sull'insegnamento scolastico, qualsiasi legge, come fa qualsiasi Stato, però con un vantaggio, no? Che si tiene conto delle specificità di quel singolo territorio, e questo non è un discorso da poco. Scusa per completare, ok, al momento che uno fa le leggi, tutto quanto, fa le leggi che si tiene le risorse nel territorio. Fa le leggi che tiene risorse nel territorio. Nel territorio, se mi vuole arrivare a completare la domanda, le risorse nel territorio. In questo caso qua, gli articoli internazionali che ne protegge, perché sarà il nemico che ne impone. Portagli il microfono così magari senti. Grazie. Allora, tutto ben fin lì, no? Però dal momento che sarà un Parlamento che fa le leggi, mettiamo a fare le leggi e dice ok, i cittadini, mi so Colonia Veneta, di Colonia Veneta, ha diritto a tenersi il 90% delle risorse legato al diesel fino a se stacca, diciamo. L'Italia in quel momento lì deve dire, ma chi me l'ha detto di farlo? Cioè, ecco, mi dico. Ma è sempre sottoposto al referendum le leggi, Ok, però. Perché la gente può anche dire no, questa è una legge che non va bene. Perfetto, ma mettiamo che accettiamo tutti, no? Di Colonia Veneta. Colonia Veneta, le pochi abitanti. L'Italia come fa ad accettare che è un trattato internazionale che deve accettare o ridere con la forza? Questo vuol dire. Allora, i territori, un momento, la Confederazione ha 4 materie, tra cui i rapporti con l'estero. Quindi chi gestisce il rapporto tra Italia e la Svizzera è la Confederazione, non è un singolo territorio della Svizzera, non è un singolo cantone della Svizzera. Quindi perché? Perché i territori è regolati e deve aderire per quello che riguarda i rapporti con l'estero, deve aderire alla legislazione della Confederazione, vero? Perché se no, se un territorio va via per conto suo, la Confederazione non ha più senso di essere. Per cui i territori fa le leggi, che però non le deve andare mai fuori di quella che è la possibilità della Confederazione di gestire i relativi rapporti con l'estero. Perché che la rappresentanza dei territori deve essere lasciata alla Confederazione, vero? Fuori dei rapporti con l'estero. Scusa, forse la sua domanda è diversa. Sì. Cioè la domanda probabilmente ha un senso diverso. Nel momento che noi abbiamo la nostra Costituzione, votare referendariamente, eletti i nostri rappresentanti, tutto quanto. L'Italia a quel punto cosa fa? Se ne non vediamo più le tasse? Questa è la domanda effettiva. Avvocato? Avremo un trattato internazionale con l'Italia per regolare i nostri rapporti come le fa qualsiasi altro Stato.
Come che ha fatto San Marino? Se noi altri siamo uno Stato indipendente, tanto l'Italia come San Marino, come la Francia, come la Germania, come l'America, fa i suoi trattati internazionali nella stessa identica maniera. E come li fa? Attraverso la Confederazione. Perché la Confederazione, una delle 4 materie che ha, è quella dei rapporti internazionali, vero? No, posso? Lui intende, ma è internos. È internos però, hai ragione. Se fa lì, la moneta resterà rossa. Scusa. Sì, però, scusami, o io se ne sei mammi mi seguo, perché sennò se uno si alza. Lui aveva alzato, il signore dopo di lui. Intende la proporzione dello Stato Veneto rispetto all'Italia, come si regolamenteranno dopo? No, era per tradurre. Posso esporre? Perché buonasera avvocato, mi sono Maurizio Guerra. Sono stato un dubbio prima sulla ricusazione della cittadinanza italiana secondo la legge 881. Allora, poiché viene vaccata sul mezzo Mediterraneo da tutti i diritti, ma altri no. Secondo il suo discorso, gli apolidi di difficoltà l'AITO, che ripeto, un attimo, siamo apolidi perché diamo una cittadinanza veneta, se consideriamo veneti. Allora, trovo in difficoltà a capire, mi spiega meglio per cortesia cosa che succede a uno che porta un certificato di ricusazione della cittadinanza italiana in qualsiasi comune di residenza. Grazie. Allora, al comune di residenza che riceve questo certificato qua non gliene importa assolutamente niente, per il semplice motivo che la cittadinanza, partendo dal punto di vista del comune, non è un qualcosa di negoziabile, non è qualcosa di rinunciabile, non è qualcosa che uno può pensare di avere o non avere. Una volta che uno l'è iscritto nei registri anagrafici di un comune italiano, quello lei è un cittadino italiano. Dopo, anche se lui si dichiara americano, veneto, tedesco, francese, alla cittadinanza non gliene importa niente, a meno che il fatto di dichiararsi tedesco, per esempio, non consegua a una richiesta e ottenimento della cittadinanza tedesca. In questo caso, in base ai trattati internazionali che è, no, perde la cittadinanza italiana e acquista quella tedesca. Ma allora, perché è un trattato internazionale che regola le cose, non la volontà esclusiva del singolo che fa dipendere la propria cittadinanza da una sua volontà. Finché lui è iscritto nelle liste anagrafiche italiane e risponde nei confronti dello Stato italiano, anche se il dice non vuoi più, anche perché provo a pensare a un effetto non molto semplice di questo. A un certo momento, che ne è più di uno l'ha fatto, e non vuoi più pagare le tasse all'Italia. Bene, mi dichiaro non italiano. Questa è la mia dichiarazione, perché me non sono più cittadino italiano. Io penso che l'Italia la rinuncia a venire a pignorare la casa per pagare le tasse, neanche un po'. Lui può scrivermi, sono cittadino vaticano di San Marino, di quel che vuoi, ma la casa che le pignora stesso, perché finché l'è iscritto nelle liste anagrafiche italiane e anzi la sua proprietà che l'ha qua e viene a pignorarlo. La cosa la sarebbe diversa se invece lui da un certo momento in poi c'ha la cittadinanza di un altro Stato. A parte l'aspetto fiscale che comunque viene perseguito ugualmente dall'Italia, perché le vuole stesso qualunque sia la sua cittadinanza, no? E se lui ha dei beni qua e viene a perseguire i beni che qua dovunque li trova, a parte questo aspetto qua, no, non è rinunciabile la cittadinanza unilateralmente. È una roba che ha un significato morale, un significato ideale, ma non esiste unilateralmente. L'unica maniera per non essere più cittadini italiani è creare il nostro Stato e essere cittadini veneti, dichiarati dall'autorità veneta. E come viene là fuori questa autorità? Da dove viene là fuori? Viene fuori dalle costituzioni che si danno in territorio e poi dalla confederazione che la si forma, la si istituisce come Stato veneto indipendente. Punto.
non è altra maniera, perché tutti i rapporti internazionali è formati e si gestisce e si attua attraverso questo sistema, questo meccanismo qua. Allora siamo stati in giro, scusa avvocato, siamo stati in giro tutti quanti praticamente, perché abbiamo perso mezza giornata del lavoro per fare il rigetto della tessera, il rigetto della tessera elettorale, suo marito, e dobbiamo rigettare la nostra nazionalità precoce. Chi te l'ha chiesto? Mica senza noi a dirglielo. Se non serve a niente, perché l'abbiamo fatto? Ma cosa c'entra lui? Ma con chi sta parlando? L'istituzione della tessera elettorale ha un significato anche quello morale, ma non legale, non giuridico, non la dà nessuno, non la dà nessuno perché l'elettorato andare a votare o no, lei è una facoltà, uno può fare anche a meno di andare a votare, che faccia a meno di andare a votare dichiarandolo, oppure faccia a meno di andare a votare senza dichiararlo come ho fatto me, e ha lo stesso valore, cioè iscrive non ha votato, e con questo? Allora non l'ha votato, ma non vi interessa se lui oltre a non votare e che porta là una attestazione che è una dichiarazione sua che volesse cancellare le liste elettorali. Lo Stato italiano non lo fa questo, perché questo non è una roba che dipende dalla sua volontà, lei è una roba che le viene fatta in maniera automatica quando che uno l'ha iscritto nelle liste anagrafiche dello Stato italiano. Appena il GAD 18 anni è un elettore, ma per il semplice fatto che l'hai iscritto nelle liste anagrafiche dell'anagrafe, non perché lui decide di esserlo o di non esserlo. Sì, ma lui, mi scusa avvocato, lui non è giusto spiegarmi, non mi dà una risposta da quello che mi volevo fare. Io dico, se la provincia dell'Ulivo, la provincia, i gruppi che sono formati per l'autodeterminazione, possa servire a spiegare che bisogna rigettare la nazionalità italiana e anche la scheda elettorale, quando alla fine le due dirlo che non serve a niente. Possa servire chi non ha detto queste cose. Posso rispondere io? Posso rispondere io? Sì. Allora, adesso ti devo parlare di azioni di alcuni gruppi, ok? Che ha fatto alcuni gruppi e lo ha fatto. Una risposta per capire cosa che risponda. Un attimo che rispondo. Queste sono le azioni che ha deciso di fare dei gruppi, un gruppo a cui te aderio, ok? La Confederazione Territori Veneti, l'insieme dei gruppi che aderisse, ogni gruppo procede con quello che ha sempre fatto, ma la Confederazione Territori Veneti ha un altro senso e un'altra funzione. Ha l'unica funzione di fare lo Stato, perché se ti rinunci, ma questo purtroppo penso che i gruppi lo abbiano anche imparato sulla propria pelle strada facendo, perché si è visto che non è sufficiente rinunciare alla cittadinanza italiana. Avere la nazionalità veneta non è per avere la cittadinanza veneta, perché per avere la cittadinanza veneta bisogna che sia uno Stato veneto. Quindi tutto questo fatto naturalmente allora ha una validità morale e se sta importantissimo che tanta gente lo abbia fatto, tant'è che i prefetti chiede lo sani ai comuni che fa queste cose eccetera. Questo è un segno per dire che la popolazione si sta svegliando, sta nascendo una massa critica, non ha una finalità legale stretta, ma ha una finalità di risveglio e di fargli capire all'occupante che non puoi più stare su tutti in questo modo. Quindi non è stato fatto vanamente, se no mi direi che ho fatto 5 anni. Gli ultimi 5 anni della mia vita l'ho buttata via, così voglio dire, facendo serate all'estra, ma non è questo il senso. È il senso di aver preso, quando che mi guardo in dritto, dico, sono contenta di una roba, ho fatto prendere coscienza e consapevolezza a tante persone, che queste persone adesso in avanti progrediranno nel percorso e si farà lo step successivo, perché se siamo resi conto che non si può rivendicare in eterno se non ti costruisci qualcosa di nuovo. Quindi siamo arrivati al punto che bisogna costruire lo Stato. Finché non costruisci lo Stato
Buonasera, una cortesia, un discorso che si faceva da fuori però non fa che di importante. I tempi, cioè i tempi per la Costituente, per avere tutte le varie costituzioni, i capi costituzionali dei vari cantoni. Io ho fissato dei tempi o se va avanti fino a che non si sa? Perché l'ideale sarebbe dare dei tempi a ogni cantone per avere la costituente del cantone e dopo partire, tanto per avere un'idea di quanto tempo che... Allora, i tempi per di azione, no, come si può dire, di metabolizzazione dei cambi, dipende anche dalla quantità di persone che ogni territorio riesce a persuadere. Perché se abbiamo 25 persone, 50 o 100 persone o anche solo 1000 persone, ne avevamo massa pochi per fare uno Stato. Come si può pensare di avere così poche persone per attivare uno Stato? È impossibile. Bisogna che noi altri abbiamo una forte incidenza nella persuasione verso le persone che le abita quel territorio perché le vuoi a fare lo Stato. Cioè dobbiamo formare una mentalità. Lo so che vuole tempo, però se questo non viene fatto dalle singole iniziali assemblee costituenti di ciascun territorio, quindi da Verona a Treviso, da Verona a Vicenza, da Verona a Brescia, da Verona, per far fatica a farlo. Bisogna che sia qui sul posto chi è convinti dell'opportunità di questa iniziativa e che si diano da fare per realizzarla. Dopo noi altri della Confederazione del Consiglio vedremo tutto il nostro aiuto, il nostro sostegno, però bisogna che localmente che sia un'attivazione che la riconosca la necessità di questo cambiamento. Questo è poco da fare, con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Questo è il progetto, no? Però dovremmo dare, ciascuno dovremmo dare corpo a questo progetto qua. Ed è un discorso che dipende dalla volontà nostra singola. Se ogni cantone va da fare la sua costituente, ogni cantone va da fare la sua costituente per presentarla dopo alla Confederazione per fare la mossa. E la gente ha bisogno anche di avere qualcosa di concreto per dire sì, che allora visto che è stata fatta la costituente di questo cantone, allora vuol dire che le regole adesso sono questo. Allora la gente dice sì, mi va bene. Però finché non si fa la costituente da presentare alla gente, è difficile anche convincere. Posso rispondere? Allora, una bozza della Costituzione territoriale c'è, la trovai è già stata fatta, la trovai sul sito, se puoi scaricarla. Leggi tutti gli articoli e poi lì c'è la bozza su cui si può lavorare, che comunque sa impostare per avere tutte le relazioni con quella confederale, quindi ogni territorio dopo le sue specificità puoi fare le modifiche, insomma, senza stravolgimenti, perché comunque la si impostare esatto, esiste già, quindi è già fatta la bozza, quindi basta lavorare su quella. E adesso veniva detto che ogni provincia comincerà, tipo Vicenza se trova il 16 per leggerla, e ogni provincia deciderà delle date. Se vi iscrivi al sito si informate, quindi venire per il vostro territorio inseriti, e quindi da lì si può cominciare con dei date o delle cadenze quindicinali a fare questi incontri di lettura della Costituzione, e quindi che si sa perché come che ti sei anche voi abbiamo 20 anni, se no. Ciao, sono Fabio di Belluno e volevo dire questo: se noi dobbiamo divulgare il verbo, cioè far conoscere alla gente del nostro territorio questi aspetti, bisogna che acquisiamo tutti una chiara consapevolezza di determinati aspetti del diritto internazionale, perché se no ci fanno una domanda e non sappiamo cosa rispondere. Quelle leggi lì che abbiamo visto, i trattati internazionali, sono tutelati da
paio di corti internazionali per i diritti dei popoli, diciamo, o la cerimonia dei diritti umani. Classicamente lo Stato è costituito da popolo, territorio e sovranità. La sovranità sul territorio noi non la esercitiamo al momento perché la sta esercitando l'Italia, che ha colonizzato il territorio. Ora, il popolo, uno può sentirsi veneto e dichiararsi veneto e sarebbe tutelato diciamo, nel suo essere veneto da appunto determinati corti internazionali, e quindi in ultima istanza noi dobbiamo pensare che se va male e l'Italia non lo rispetta, mi rivolgo alle corti internazionali. Cioè, noi veneti vogliamo fare la festa di San Marco, il prefetto ci dice di no perché c'è il 25 aprile, ma noi abbiamo il diritto di... Allora, ora, com'è l'impostazione che c'è qui? Non abbiamo usato la parola cantone, abbiamo usato la parola territorio. Io ho paura che fra di noi questo ci crei confusione, proprio perché il concetto di... È vero che i popoli, lo dico quei trattati, hanno diritto al loro territorio storico, e quindi è una cosa in seconda istanza, cioè in prima istanza devo riconoscermi in Veneto, e poi dopo, comunque, quando mi sono riconosciuto in Veneto, ho diritto al territorio storico e al diritto alle risorse del territorio. Però questo concetto di usare la parola territorio, io avrei usato proprio cantone, anche se mi piace l'uso Svizzera, però è una parola proprio anche veneta di tutte le lingue romanze. Cantone è l'angolo del territorio. Comunque, io ho paura che se ci fanno delle domande noi stessi facciamo confusione, perché abbiamo il concetto di territorio come entità amministrativa che ha dei confini stabiliti amministrativamente. Cioè, Belluno, Cadore, dov'è il confine? Io sono di Belluno, no, sono di... credo che questa cosa ce la dobbiamo chiarire fra di noi, anche dal punto di vista, cioè, per poterlo spiegare agli altri. Poi altra cosa, un piccolo discorso che volevo fare. Il relatore che è venuto all'inizio, che ha parlato della Slovenia, eccetera, eccetera, e adesso non ricordo il nome, l'avvocato turco, esatto. Che praticamente ha parlato anche del liberismo. Vicina al microfono. Vicina al microfono. Ha parlato anche del liberismo e del fatto che condiziona anche la politica in cui viviamo. Sarebbe bello mettere in Costituzione che lo Stato promuove la consapevolezza cioè la libertà di pensiero, ma comunque la consapevolezza anche dell'informazione, perché noi siamo condizionati, e anche la politica, comunque anche la politica italiana è condizionata molto dalle informazioni falsate. Ecco, tutto qua. Basta, passo. Io ti ho spodestato. Ascolta, proprio giusto storicamente chiamare marca Trevisana, Canton Dolomitico, Consiglio, bravo, Prefetto Garo. Perciò voglio dire, se torniamo al discorso storico, da lì che avevo riferimento, questo è un po'. Però per non fare casino, per specificare, perché sennò chi sa. Sì, ho capito. Però sennò, chi è che a scuola gli hanno insegnato queste cose qua? Per quello che dico, per me? No, per me. Qua che sono un altro, scusami, dopo vado avanti che qualcuno, dai, tutti che devo parlare. Ecco. Sì, salve, Democratico. Salve, sono Renzo Augusti di Adria
Niente, volevo fare una domanda all'avvocato. Volevo sapere se tutte le forme che ci sono adesso sullo Stato italiano, certe forme erano portate anche sullo Stato veneto, nel senso come la moneta europea, la filizia, la finanza, tutte quelle cose lì, insomma, gli uffici amministrativi, quelle cose lì. Come vengono impostate? Allora, per quanto riguarda il discorso della moneta, noi altri abbiamo fatto alcune considerazioni, no? C'è quello. Intanto, per quello che riguarda l'amministrazione finanziaria, ecco, quella farà parte di un dicastero, sia di ciascun territorio, come poi della confederazione. Si chiamano dicasteri, no? E quindi sarà un capo del dicastero che praticamente fa da ministro tanto per i territori quanto per la confederazione. Questo è il primo discorso. Quindi verranno regolate le imposte in base alle leggi che si fanno sia per i territori sia per la confederazione. Sono già ben distribuita la cosa. Invece l'argomento forse più importante, più interessante al quale si riferiva era il discorso della moneta. Quale moneta assumiamo? Allora, abbiamo pensato anche a questo discorso qua, però non ci siamo pronunciati fino adesso perché il discorso della moneta ha delle implicazioni anche internazionali di portata grandissima. Adottare un tipo di moneta, adottarne un altro, comporta un compromesso, una compromissione addirittura in scenari politici di alleanze e non alleanze internazionali di grande importanza. Quindi l'idea finale sarà quella di avere la nostra moneta come è di ogni Stato indipendente. Nel frattempo però avevamo pensato, ma è un discorso ancora da discutere, a una moneta che sia non discutibile, che sia un tipo di moneta che non possa dare luogo, adito a critiche, aggressioni di qualsiasi tipo. E abbiamo pensato che per il momento potrebbe essere lo stesso franco svizzero, cioè far circolare nei territori veneti il franco svizzero. Lo compriamo come si compra, perché la moneta è come i fagioli, si compra le monete nella stessa maniera e si fa circolare il franco svizzero. Ma perché? Ma perché questa è una moneta che ha un carattere neutro internazionalmente, neutro. Fare anche una nostra moneta sarebbe comunque un compromesso da qualche tipo, perché sarebbe sempre oggetto di un'interpretazione per l'est, per l'ovest, per il sud, per il nord. Allora in questo momento, soprattutto finché non abbiamo la nostra indipendenza definita, sembra opportuno rifarsi al franco svizzero come moneta di riferimento. È possibilissimo farlo perché non c'è nessun problema tecnico. Fra l'altro stampare e mettere in moneta, guardate che è un procedimento molto molto complesso e laborioso, molto complesso, ma non solo da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista di rapporti internazionali, no? Perché c'è un intero sistema finanziario che ci salta addosso subito, no? Bisogna pensare che il Veneto, i territori veneti, nonostante tutto, hanno il più alto PIL pro capite di tutta Europa, perché qua noi altri lavoriamo, quindi siamo depredati, perché le tasse ci portano via un sacco di... però abbiamo il PIL pro capite più alto d'Europa, quindi provate a pensare cosa vuol dire solo l'affermazione che vogliamo la nostra indipendenza. Saremo avversati, corteggiati, contrastati, oggetto di difficoltà di portata immensa.
però è una roba che dobbiamo fare per la nostra vita e per quella dei nostri figli. Pensiamo a una moneta veramente neutra, ecco, perché è quella che al momento appare la più opportuna. Però non è questo l'oggetto della preoccupazione immediata. La nostra preoccupazione immediata è questa: che riusciamo a convincere le persone, persuaderle della necessità di essere indipendenti in maniera fattiva, cioè in maniera attuativa di un ordinamento. Ripeto, essere indipendenti, essere liberi senza avere un ordinamento è una roba da matti, no? È come appunto perdere qualsiasi cittadinanza, qualsiasi tipo, e dopo trovarsi come sballottati sul mare, no? Perché non si ha più riferimento di niente. Noi altri dobbiamo pensare di attuare il nostro Stato, il nostro sforzo deve essere lì. Quindi quando noi altri torneremo alle nostre abitazioni questa sera, dovremo portare insieme con noi il proposito di diffondere questa novità. Vogliamo l'indipendenza, ma fattiva, un'indipendenza creativa, un qualcosa che sostituisca quello che c'è. Ripeto, noi non siamo e non ci mettiamo in una posizione reattiva contro l'Italia, no, né altri. Quello lì è un argomento che non prendiamo in considerazione. Noi stiamo parlando della nostra situazione. Abbiamo tutti i numeri per essere indipendenti in maniera creativa, in maniera fattiva, in maniera concreta. È evidente che questo procedimento qua non sarà realizzato dall'oggi al domani. È evidente questo. Siamo ancora qua che tentiamo di spiegare, perché convinti lo siete già, se no non sareste qua, ma siamo qua che tentiamo di spiegare un progetto che è nuovo e che ha bisogno di essere collaudato, solo in parte. Ma c'è una percentuale? Prego? C'è una percentuale di persone che ci devono essere? Sì, percentuale di persone. Però il nostro è un progetto, ripeto, che è già collaudato in parte, perché abbiamo una confederazione svizzera che ci fa da modello. Per fortuna che abbiamo preso quell'esempio lì, no? Perché l'abbiamo pensato apposta? Perché se qualcuno vuole contestare qualcosa, vorrà dire che sorgerà un problema diplomatico internazionale, perché se mi va a contestare la Svizzera il suo modo di essere, di governarsi e il suo ordinamento giuridico, andiamo a scontrarci con un problema di natura internazionale, no? Perché come si fa a dire che loro sono fuori di testa, sono sbagliati? Perché per dire così di noi devono dirlo anche della Svizzera, no? Quindi noi altri proponiamo un progetto che ha già un suo riscontro, un suo piano di fattibilità, c'è già in opera, è un progetto già attivo, nel quale mettiamo però la nostra natura e i nostri contenuti. Questo non sposta assolutamente una virgola da quello che è il piano dell'ordinamento. Quindi noi altri dobbiamo metterci in testa che sarà un qualcosa di progressivo, graduale, perché dobbiamo convincere le persone che questa è la strada migliore. Porterà anche, spero tanto, un interesse da parte di tutti voi altri di guardare in internet, dove volete voi, di guardare l'esempio dell'ordinamento svizzero e cercare di capire quali sono gli elementi che possono andare bene anche a noi altri. Ce ne sono tanti, quelli fondamentali dell'ordinamento ci sono, non c'è motivo di non imparare, lo facciamo ripetendo a noi stessi che dobbiamo farlo con umiltà, perché non abbiamo presunzioni di risolvere i problemi del mondo, però ci rifacciamo a una realtà già esistente che funziona. Abbiamo una mentalità un po' diversa, va bene, però vorrà dire che noi adatteremo la situazione alla nostra mentalità. Allora, graduale, fattibile, realizzabile col tempo, però non dobbiamo smettere, dobbiamo persuadere la gente
che è ora di finirla, di fare riferimento a singole situazioni, a singole iniziative, per convergere invece in un progetto superiore che si chiama fare il nostro Stato. Faccio una parentesi, un secondo. Porto l'esempio, Montenegro, indipendente dal 2006, ha adottato l'euro, non problema, ma fuori dall'euro, fuori da Europa addirittura, perché non è il problema è di scegliere bene la moneta e basta. Però quella bandiera lì è della Lega, mi risponde così e scende uno. Cosa che dicono questi? Che si deve informare meglio. Questo qua per fare. Esatto. Vuol mia capirle, quello è il discorso. Non vogliono capire. E io capirò. Buonasera, sono Riccardo Rodegher di Verona. Volevo chiedere all'avvocato una cosa, della mia idea. Quando ci fu il referendum della Scozia in Inghilterra, il partito, il Scottish Party, era al 55% per l'approvazione, le statistiche dicevano, previsioni. 10 giorni prima di quel referendum lì fu fatta una domanda a Scottish Party per quanto riguarda la NATO. Fu chiesto cosa pensava la Scozia della NATO e delle basi americane della NATO che erano in Scozia. Ricordo che in Scozia ci sono le più grandi basi dei sottomarini per quanto riguarda il problema con la Russia, che gli americani hanno sempre visto la Russia come un nemico numero uno. Da quel momento lì in poi si è scatenato un uragano, perché loro hanno detto che se ne devono andare. È successo che l'America si è messa contro la Scozia, tutta l'Europa e la comunità europea è andata contro, e il risultato sappiamo quello che è stato. Per cui la delicatezza del muoversi e la diplomazia ha un'importanza notevole nel cambiamento. Per la moneta, che adesso mi riprendo con questo esempio alla moneta, dichiarare già subito di uscire dall'euro, secondo me, però la mia idea, è un altro uragano, perché li avremo tutti contro e, essendo anche una parte lavorativa cospicua, come ha detto lei, dell'Europa, saremo aggrediti da tutti e non riconosciuti, indubbiamente. Invece il passaggio aderendo all'euro momentaneamente, secondo me è una pillola che riescono a digerire e dire, beh, insomma, questi qua lavoreranno sempre per noi, per cui tutto sommato li tassiamo ancora, però è chiaro che dopo cambiamo, facciamo quello che vogliamo. Ecco, cosa pensa lei di questo modo di agire, cioè questo passaggio più dolce? Adesso anche questo discorso qua, no? Diciamo, precede un po' tutta una situazione che dobbiamo realizzare, perché è un tipo di problema che si presenterà nel momento in cui abbiamo già istituite le nostre autorità. Non è che non possiamo, come il discorso dell'occupazione della NATO, dei territori veneti, noi non entriamo in questo argomento qua, non lo affrontiamo questo argomento qua, per il semplice motivo che non abbiamo neanche le basi minime per poter gestire queste cose qua, come per esempio il discorso della restituzione delle opere d'arte portate via da Napoleone ancora noi non abbiamo ancora la possibilità di affrontare questo tipo di argomenti qua, non lo possiamo fare. Allora, prima di tutto andiamo per gradi, dobbiamo convincere la maggioranza, una maggioranza almeno qualificata, di adottare un tipo di Stato che non è più quello sul modello italiano, ma che è quello sul modello veneto. Lo proponiamo, abbiamo questa pretesa, ascoltatemi bene, abbiamo questa pretesa di proporlo come un modello di Stato nei confronti di tutti, perché noi riteniamo di costituire in questa iniziativa che stiamo prendendo
riteniamo di costituire un movimento di civiltà, perché noi sovvertiamo completamente il criterio che ci è stato contrabbandato come democratico e che invece ci è imposto dall'alto, ci è stato imposto dall'alto e che di democratico non ha niente. E noi facciamo un discorso che rovescia completamente i temi del problema e diciamo: in verità la democrazia parte dal basso ed è necessariamente partecipata, non delegata o sostituita da un sistema di rappresentanza che si chiama sistema dei partiti. Io non so se vi siete resi conto della portata di questo discorso qua. È un discorso rivoluzionario, non c'è nella storia d'Italia, non l'ha mai fatto nessuno. Noi stiamo dicendo, non l'ha fatto neanche i partiti di sinistra, i comunisti, i socialisti, che pure voleva distruggere lo Stato che era, non l'hanno mai fatto, perché anche là, quando hanno potuto, la Costituzione in Russia l'hanno imposta dall'alto. La dittatura del proletariato sta imposta dall'alto, non è stato il popolo a deciderlo. In teoria il popolo marciava sotto ai balconi dei vari campi, ma in realtà no, il popolo subiva questa cosa qua, sia nei totalitarismi di destra sia nei totalitarismi di sinistra. Ma nella Repubblica Italiana il criterio non è cambiato, abbiamo ancora una Costituzione imposta dall'alto, non è partecipata dalla gente, non è voluta dalla gente, perché è ignorante, perché la scusa è: voi non potete farla perché siete ignoranti. Ma mi dico, il popolo ha anche il diritto di essere ignorante, se la mettiamo così. Ma per questo motivo, quali sono le scale di valore e di competenza e di conoscenza per poter affermare questo? A me risulta che tra le persone anche più semplici del mondo ci siano dei gradi di competenza, di equilibrio e di conoscenza di certi elementi della vita anche superiori di quelli che hanno alcuni che dicono di avere dei titoli di studio. Francamente, devo dirlo che tantissime volte, anche durante la mia professione, ho fatto l'avvocato per 40 anni, io ho riscontrato questo. Si trattava di persone di fronte alle quali bisognava togliersi il cappello, pur nella loro semplicità, pur nella loro mancanza di studi, di competenze speciali. Perché? Perché avevano raggiunto una consapevolezza, un equilibrio nella loro vita che era esemplare. Questo è il senso delle cose. Dopo non mancheranno coloro che ne sanno di più, coloro che possono insegnare, coloro che hanno studiato, non mancheranno se ci sono le basi. Ma avete osservato una cosa? Quante sono le persone cosiddette competenti o che hanno titoli di studio o che hanno delle prerogative di qualche tipo analogo, no? Che ci mettono la faccia per cambiare le cose, che mettono la loro reputazione per cambiare le cose. Io ne conosco pochissimi. Nessuno rischia la propria reputazione per andare a parlare della indipendenza e di fare uno Stato che sia uno Stato non conforme ai principi dello Stato italiano. Nessuno le fa. Bisogna uscire da situazioni particolarissime perché questo accada. Va bene? Allora, la conclusione del discorso è questa qua, no? Noi altri abbiamo un compito da fare, ciascuno nel proprio territorio. Si chiama prendere in mano lo schema di Costituzione che è già stato preparato e che grosso modo riflette già quella Costituzione che deve essere nei 3 principi che abbiamo detto, e portarla in giro, convincere, trovarsi con le persone, persuaderli che questa è la strada giusta, che si chiama autentica democrazia, perché è quella che creiamo noi altri dal basso, partendo dal basso, con l'approvazione della popolazione, o quantomeno con la possibilità dell'approvazione da parte della popolazione. Questo dovete fare nei vostri territori, in ciascuno dei vostri territori.
Questo è il compito, va bene, di tutte le assemblee costituenti. Ripeto, le assemblee costituenti non sono 8, 10, 15, 40, 50 persone, sono tutta la popolazione di un territorio, tutta, nessuno escluso. Quindi è un discorso aperto a tutti che bisogna fare. E in questo ci saranno, non sarà una roba graduale, sarà una roba che richiederà del tempo, sarà una roba che dovrà convincere quelli che possono anche economicamente aiutarci in questo, perché avremo bisogno di finanziamenti, poco o tanti che siano, per diffondere questa idea qua. Ma questo è il momento, non possiamo più dilazionare. Guardate che siamo agli sgoccioli per una serie di situazioni anche internazionali, per cui o ci muoviamo adesso o non lo faremo più. Non lo faremo più. Volevo rivolgere una domanda non tanto all'avvocato e ai presenti come rappresentanti territoriali, ma alle persone presenti in sala. Vi rendio conto dell'importanza, siamo pronti, vi sentio, di portare avanti questo senza... Cioè, questo è un compito che viene affidato agli altri del popolo. Siamo qua per questo. Per cui la mia domanda non è rivolta appunto a chi presenta il progetto, ma a quanti che sono in sala. Se siamo io qua ragioneremo. No, perché tante domande, secondo me tante domande che sono fatte adesso, sono domande legittime, giuste, però secondo me sono domande che vengono in seconda battuta. La prima roba è liberare le nostre terre. Dopo, attraverso il referendum, si deciderà la moneta, si deciderà tutto quello che si sta chiesto adesso, no? Però l'importante è proprio creare il nostro Stato, l'indipendenza. Ecco. La mia domanda era rivolta al pubblico. Vale che quando ti fai serate naturalmente ti puoi ricevere certe domande che non si rispondono. Rispondo bene. Sul sito si può studiare. Un attimo che... No, cosa importante. Infatti spiega tutti i canali. Così? No, spiega che io devo seguire qua. Un attimo. Buonasera a tutti. Allora, il problema maggiore che mi ho riscontrato in tutti gli anni, al parlare con le persone, è un problema di mentalità, di formamenti, perché queste persone che mi sono trovato a comunicare il verbo lobotomizzati in principio dallo scatolotto nero che usa per comunicare lo Stato italiano. Quella è la prima difficoltà. Quindi dovremmo fare un nostro mainstream ed entrare dentro in quello stesso modo, perché sennò è difficilissimo e quasi impossibile da farla. Ma anche adesso è stato nel momento di questa finta epidemia, come che la gente è proprio non so neanche più come definirli, e chiudo qua il discorso. Di fatto il fatto di andare a fare delle serate si rischia sempre, come che abbiamo visto anche con il comitato dell'azione nazionale veneto, che vanno sempre i soliti. Quando mi parlo con i miei colleghi di lavoro, adesso a finire, mi sono veramente rotto le scatole, perché purtroppo anche quelle bellissime immagini che noi altri avevamo sta deturpata da chi sappiamo, e quindi loro dentro di loro nella sua mente non gli arriva, è un discorso gli associa
hanno altri per più, ma in quanti siano? Ma come pensiero farga? Perché nel momento in cui ti tieni davanti una persona che ha in mente che ma lui ha i carabinieri, ha la polizia, vede una cosa enorme da combattere, ok? E quindi bisogna assolutamente usare gli stessi modi per entrare in testa, perché qui si sente solo a sera e va da scatolato nero, punto. Scusami che fa un ragione. a me mi sono sentito rispondere proprio adesso, ma perché non mi ha fatto un partito? Cioè, così mi sono sentito rispondere, veramente, cioè, secondo quello che ha detto il collega adesso, il nostro Pradel, perché non mi ha fatto un partito? Se te facevo un partito te votavo e mi sono sentito rispondere così? La conforto di responsabile di Assara. Sì, grazie. Ciao. Sono responsabile di Assara, se tu usa qua. Scusate una cosa. Ho sofferto la prima parte del discorso, anche se era necessaria perché è un miraggio. E quando che vedo una cosa che sta a cuore, non riesco a raggiungerla, sarebbe un tipo rivoluzionario. Nel 2008 ho creato la Fondazione Pegoraro col contributo di mia zia, nel 2015 ho iniziato i lavori, nel 2017 c'è stata fatta questa casa. Ho fatto questa casa non esclusivamente per disabili, per anziani, per Alzheimer, l'ho fatta proprio per la popolazione, perché mi sono accorto che la popolazione si deve morire lentamente. Perché questo? Perché la mattina si alza con l'uso lungo, va a lavorare malvolentieri, si trova da rognare con tutto e con tutti, e vi ho detto qua, voglio essere una fondazione del territorio, si chiama Fondazione Insieme Alto V. Ad oggi abbiamo circa 980 soci, 60 associazioni, e se proprio, come diceva giustamente il relatore, che dal basso mi do soddisfazioni enormi, perché in effetti si conta le persone. Io sono risalito fino al 1300, del periodo che sei mio papà e mamma, e mia nonna, di uno e dell'altro, le radici è quasi inutile, non posso andare da un'altra parte, non posso avere... guardare al di là dell'oceano, magari sapere su da altri e vedere qua gente nostrana che soffre. Mi viene da ridere quando ti viene a raccogliere qualcosa per gli altri. Sì, e gli altri anche questi qua. Quindi praticamente la casa si sta fatta proprio con questo scopo. Quando nel 2015 avevo abbandonato il lavoro, facevo il commercialista, avevo 10 commercialisti sotto 3 avvocati, 3 consulenti del lavoro. E ho detto beasso tutto perché voglio fare qualcosa che resta. E tu sì che ho detto se non beasso niente, beasso le orme, ma in realtà le piaceria sarghe una società migliore, un modo migliore, e quindi le piaceria arrivare dove che dice lui, però bisogna piano piano seminare, se 3 anni, che sono perfettamente d'accordo con voi altri, perché non posso vedere gente che soffre. E qua ad esempio da cominciare a venire imprese di valore, imprese eccellenti, qua esempio quelle imprese che nel territorio di suo, come dei fari illuminanti e che crea degli esempi, che dà degli esempi alle altre imprese, perché così si cresce non col misero profitto, perché il profitto è una roba sterile, il profitto è contemporaneamente l'investimento sui dipendenti, sui territori, sulle associazioni, perché solo così si va avanti. E che crea imprese di valore. Abbiamo fatto un convegno il 10 di settembre, adesso ne facciamo uno il 27 di ottobre, e il nostro modo di questa casa è seminare, perché volevo arrivare a questo. In effetti quando vedo le votazioni del 20 dell'altro giorno, neanche una persona dell'Alto Vicentino, non so cosa che faremo, se è possibile che non siamo rappresentati, almeno una persona che sente i bisogni che abbiamo e porta agli altri, al manco i nostri desideri, al manco qui e manco se non risolve i problemi.
Non che ne parliamo dello Stato, perché lo Stato qua mi ha fregato 400.000 euro, in quanto sta considerato come onus soggetto passivo IVA, quindi come un privato non possono detrarne l'IVA. Adesso però vuole versare l'IVA allo Stato, e ora sono il soggetto attivo o passivo? Passivo. Contemporaneamente questo terreno qua c'era del comune che io regalare una fondazione onus al comune. No, quando che ho chiesto il terreno il comune voleva 350.000 euro. Ho detto, ma scusa, diventiamo partner, ti togliete 350.000 euro, mi metto 3,5 milioni. No, voglio stai subito, dammi il diritto di superficie, se non ti lo pago, è tutto tuo. No, voglio stai subito. Mi ha toccato dedicarmi qua a banca, perché vuoi stai subito, cioè come si fa a ragionare in questo modo per un ambiente sociale, no, a volere tutti questi skate? Cioè, mi trovo anche le persone che manca un po' di intelletto, perché a un certo punto, non dico di evadere, di fare chissà cosa, però di ragionare un po' qua a testa. Ecco, qui vorrei che col tempo vedere appunto sorgere qua quello che noi si deve fare adesso. Grazie. La testimonianza dell'esperienza, e poi io non avrei neanche più da parlare, ma è questo che mi ha lasciato perplesso all'inizio, che si è detto un incontro privato. Ecco, questa parola a me non è piaciuta, nel senso che sarà privato finché si vuole, però non mi sembra l'impostazione che vorrei io. Posso per sbagliarmi, andare troppo avanti già. Mi piacerebbe invece cominciare a dire neanche privato, proprio incontro di importanza, almeno di rilevanza pubblica per il popolo veneto. Ma non solo, ma in base a quella legge per cui l'Italia ha rinunciato alla sua presenza, che si trasforma automaticamente in un'amministrazione che ancora non si può prendere in mano. Però io farei così in pratica. Può darsi che lo facciate già, io non so come sono gli accordi qua. Coinvolgere internazionalmente le ambasciate. Cioè, bisogna fare un passo oltre. Avere il coraggio di dire noi non agiamo per noi, ma non solo moralmente, ma già proprio tutto quello che sta avvenendo ha una rilevanza. Sappiate che qui c'è un gruppo di persone che progressivamente, per cui io o informare o anche invitare almeno le ambasciate Austria, Slovenia, Croazia, San Marino, Vaticano, che va sempre bene, e coinvolgere e cercare di tirare dalla nostra, bilanciarli. Può darsi che loro molto probabilmente e saggiamente diranno niente, perché il silenzio dei compromessi è la loro forza, ma noi li staniamo. Quindi chiederei, ecco, proprio di arrivare a informare, se non a invitare. Può darsi che faccia un passo troppo. No. Perché avevano detto che c'era un giornalista in sala più o meno e non si era registrato, e quindi abbiamo chiesto quello per dire che se non si è registrato è comunque un'assemblea, perché in realtà è chiamata come assemblea pubblica aperta, che esiste solo quello. Per me mi ha fatto un piacere enorme la testimonianza del signor Giuseppe, veramente, che ha raccontato la sua storia, che non sapevo. È veramente una possibilità che lui ha visto ascoltando la prima volta, e una persona che ha rinunciato al suo
per condividere con gli altri, per cooperare, quindi secondo me è un esempio stupendo, un esempio stupendo che abbiamo fatto proprio qua, le assemblee Creare coscienza. oggi, esatto, per creare coscienza e magari se puoi proprio anche cominciare a collaborare con le varie associazioni che qua si trova e che vuoi cominciare a conoscere questo progetto. Posso? Sergio Davvero. Bellissimo, brividi. Però a livello organizzativo, dicevo io, no? Facciamo tutto questo lavoro qua, eccetera. Sarebbe bisogno di un coordinamento tra i territori, non so, un sistema informatico per avere contatti, esperienze e come su Verona al momento avrei bisogno di uno zoccolo duro per portare avanti il progetto. Dopo facciamo tutto Dopo facciamo tutto questo lavoro qua, no? E dobbiamo farci riconoscere, come penso abbia detto anche il Don. Come la mettiamo lì? Nel senso che chi ci riconosce, l'Italia non ci vuole mollare. Abbiamo qua prefetti, questori, tutte le forze dell'ordine, eccetera. Cioè, non so, ho questo problema mentale. Grazie. Ti rispondo io per quanto riguarda il discorso organizzazione. Siccome abbiamo approntato un organigramma del CTV e tutta una serie di cose, lo stiamo approntando. Da lunedì saranno cambiate tutte le chat, saranno create delle chat dedicate ai responsabili e ai portavoce di tutti i territori che saranno collegati con il consiglio direttivo, eccetera eccetera, per cui tutto quello che tu hai chiesto sarà approntato a breve tempo, perché ne abbiamo discusso proprio mercoledì in consiglio e in questa settimana ci lavorerò su per approntare tutto insieme a Rodolfo, che è responsabile della comunicazione, per cui questa sarà una cosa che sarà fatta nell'arco di qualche tempo, Silvio. Buonasera a tutti, mi chiamo Silvio Bau, ex appartenente del CNLB e una comunicazione da disconto. Sì, domani. Volevo un chiarimento sulla scuola veneta di allora, no, forse è capito male. Scuola politica. Ho letto da qualche parte la scuola politica sul giornale, sul nostro giornale. Allora, è una cosa indispensabile la scuola del pensiero politico veneto, scuola del pensiero politico della Confederazione, no? Infatti, allora, questa, diciamo così, rivoluzione, se si può dire così, no? Di impostazione di un nuovo tipo di Stato presuppone anche un minimo di formazione, lo dico senza nessuna pretesa particolare, un minimo di formazione anche un po' filosofica. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire questo? Che noi altri, per dare un contenuto vero e effettivo al nostro tipo di Stato, dobbiamo anche interpretare il mondo nel quale stiamo vivendo, perché partiamo dalla nostra storia, dalla nostra tradizione, ma non è quello l'oggetto della nostra considerazione principale, anche se molto importante, perché fonda una premessa per la quale se uno non sa da dove viene non sa neanche dove andare. Però non è quello il punto fondamentale, è il nostro futuro. Se abbiamo la pretesa di creare un futuro, perché questa è la nostra pretesa, e la vogliamo creare, lo vogliamo creare con un ordinamento, dobbiamo anche
dare un'interpretazione al nostro posto nel mondo. E in questo forse sta la sintesi del fatto che noi intendiamo l'indipendenza e la Confederazione dei Territori Veneti come un movimento di civiltà. Perché? Abbiamo 3 principi fondanti. Qua, se andassimo all'origine anche di queste 3 parole, identità, antropocentrismo e poliarchia, noi altri non potremo fare a meno di vedere che ci sono state nella storia diverse interpretazioni di questi 3 principi. Allora è necessario che noi altri diamo un significato, un'interpretazione coerente con la nostra storia, con la nostra maniera di vedere la vita e con la nostra possibile interpretazione del futuro. Quando parliamo per esempio di antropocentrismo e mettiamo l'uomo al centro dell'interesse del nostro Stato, dobbiamo capire, dobbiamo intenderci su cosa intendiamo per uomo, per essere umano. Perché? Perché nella storia ci sono stati dei periodi nei quali l'essere umano è stato interpretato come un atomo, come un qualcosa di staccato, di separato dal resto degli altri, dalla natura, dagli altri, da tutto. Noi altri invece lo vogliamo intendere in conformità a una nostra storia precedente. Perché? Perché abbiamo un principio nel nostro procedere politico, e che è questo, che qualsiasi organizzazione, qualsiasi contenuto, qualsiasi previsione futura non potrà mai essere valida se non terrà conto di quello che ci ha preceduto, ciò che ci ha preceduto. Noi altri dobbiamo tener conto di ciò che è stato, perché che noi lo vogliamo o no, noi siamo i figli, gli eredi, il nostro DNA che è erede, proviene da quelli che sono venuti prima di noi, e questo è un dato che noi non possiamo dimenticare. Noi non possiamo essere degli atomi, noi siamo delle persone che si collegano con il proprio passato per guardare al proprio futuro. Voglio dirvi una cosa: l'idea liberale famosa di cui si parlava prima, no? Per cui ognuno è un atomo, è un individuo distinto, separato dagli altri, negli anni 50 ha portato all'aberrazione, che è anche un'idiozia, di fare una legge con la quale è stato disposto di cancellare da tutti i documenti delle persone la paternità e la maternità. Dato che nella penisola italiana c'erano circa 200.000 persone che erano senza il cognome del padre o della madre, il Parlamento italiano, il sistema dei partiti italiano, il sistema liberale dei partiti italiano ha deciso che anche gli altri 60 milioni di italiani erano indegni di avere il nome del padre e della madre sui loro documenti, e hanno ordinato la cancellazione della paternità e della maternità da qualsiasi documento. Io questo lo ritengo una forma di genocidio di un popolo, perché quando noi altri non abbiamo più il collegamento con quelli che ci hanno preceduti, noi siamo finiti, il nostro futuro non c'è più. Ed è così vero che questa mentalità qua ha fatto strada, che proprio in questi giorni facevano una considerazione sul fatto che il saldo nel Veneto tra nati e morti è negativo per i nati. Ci sono più morti che nati nel Veneto, ma non
per il discorso dell'epidemia, ma perché la gente non fa più figli. Perché le famiglie non fanno più figli? Non ditemi che è solo per una questione economica, perché questo è un discorso che non ha un significato decisivo. Il fatto è un altro, e cioè che non nascono più figli perché la gente in genere ha perso la propria fede sociale. Non dico la fede in Dio, dico la fede sociale, nel senso che non vede nella società, non vede una costruzione, un sistema, un apparato che consenta un futuro ai propri figli, e non ne fa più. Questa è la verità sacrosanta. Guardate che questo lo voglio correlare a quei fenomeni, perché anche l'essere umano è un animale in un certo senso, e avverte e fa propria le sensazioni, no? Pur senza ragionarle, come fanno gli animali quando sono in gabbia. Li devono inseminare artificialmente perché figli cuccioli non ne fanno più, perché sono in gabbia, non ne fanno più, si estinguono intere specie animali. Per questo motivo qua gli ultimi che restano in gabbia, non figli, non ne fanno più. Noi altri dobbiamo capirlo questo aspetto qua. Non ditemi che non siamo in gabbia. Quando noi altri ci alziamo la mattina per andare a lavorare, per riuscire a pagare le bollette della luce, dell'acqua, del gas, le tasse, le cose che noi altri siamo in una gabbia indistruttibile, perché è l'intero sistema che drena tutte le nostre economie e drena tutte le nostre possibilità. Com'è che è finita? Che la professione politica, la chiamo così, è diventata davvero una professione alla quale si dedicano solo coloro che non hanno niente da perdere e tutto da guadagnare. Guardate la caratteristica dei politici che abbiamo, sono quasi il 50 e oltre per cento nel Parlamento inquisiti per reati di vario titolo, e fanno i parlamentari perché godono dell'immunità. Dire che abbiamo un Parlamento di delinquenti non è un'esagerazione, è un riscontro minimale della realtà, perché è la verità che è così. Quando non sono improvvisati, non sono persone impreparate, sono delle persone ignoranti nel senso autentico del termine, primo del termine, perché ignorano il corso dell'esistenza, della vita, non hanno competenze quasi in nulla, e lo vediamo dalle leggi che fanno. In Italia si fanno più di 2000 leggi all'anno. Ma come mai si fanno così tante leggi in uno Stato come l'Italia? Perché più di 2000 leggi all'anno? Ma il motivo è semplice, è perché il sistema parlamentare dei partiti è collegato con centri di interesse che sono quelli che promuovono le leggi, le proprie leggi. Il sistema bancario è un microsistema, un macrosistema economico legale per conto suo. Riuscite a malapena ad andare in fondo da una causa che fate nei confronti dell'usura bancaria, perché sono tutelati, corazzati in tutte le maniere. Il sistema assicurativo è la stessa cosa, paghiamo assicurazioni e le assicurazioni non pagano mai. Il sistema della comunicazione è un altro pianeta, ci sono solo alcuni che possono fare comunicazione, gli altri non possono fare comunicazione. Se hanno un pensiero politico ideale o di altro tipo, non hanno accesso alla comunicazione. La libertà di stampa è legata a mani e piedi
al sistema dei partiti che è legato ai centri di interesse economico. Perché? Perché i giornali si sostengono solo con i finanziamenti statali, perché se non fosse così non ci sarebbero neanche giornali. Ma com'è possibile? E le idealità politiche? Ma quali idealità politiche? I partiti del 1890, che sono nati nel 1890, sono solo l'immagine di se stessi. Non si chiamano neanche più con l'idea per la quale erano stati originati, si chiamano col nome dei loro capi, Berlusconi, Salvini, Tizio, Caio, Sempronio, perché sono di loro proprietà. È tutto finito quel mondo lì. Vogliamo capirla sì o no? Dobbiamo fare il nostro Stato, la nostra democrazia, che è quella partecipata, ma non per tutto quanto l'arco di tutti i territori vendi in un boccone solo, no. Ogni territorio per conto suo. È solo così un'amministrazione parsimoniosa, familiare, immediata, con le persone che abitano vicino a me, che conosco, che so chi sono o so chi non sono, che voto perché so chi sono, altrimenti non li voto, che se fanno qualcosa che non va bene li controllo immediatamente, perché ci sono delle proporzioni da rispettare. C'è una legge particolare da rispettare, che è la legge spaziale dell'economia, che l'abbiamo anche detta, no? La legge dimensionale dell'esercizio e dell'attuazione della democrazia. L'esercizio, l'attuazione della democrazia, ricordatevelo, è inversamente proporzionale alla dimensione territoriale che deve coprire. Cosa vuol dire? Che se il centro del potere è lontano da me, devo delegare qualcuno a esercitare il mio potere. Però ho visto che quando io delego qualcuno a esercitare il mio potere, quello del mio potere fa quello che vuole, anche contro di me, e di sicuro nel suo interesse. Quindi si tratta di una situazione che deve essere demolita. Il sistema dei partiti deve essere abbattuto, perché è un sistema non solo vecchio, che non ci difende da nient'altro, ma che difende solo se stesso, che sfrutta le economie della popolazione. Guardate che la famosa autonomia amministrativa vorrà dire che le tasse pagate dai veneti verranno immediatamente date all'oligarchia del centralismo del partito regionale, non vanno più a Roma dopo vengono qua, no, se le gestiscono da soli subito, in maniera più penetrante, perché essendo vicini riusciranno a prelevare di più. Non è solo un discorso di gestione dopo il prelievo, ma è anche la fase del prelievo prima che sarà aggravata. Saremo vessati ancora di più di quanto non lo siamo adesso. Quindi attenzione a questo tipo di stato qua. Il sistema dei partiti va abbattuto e va sostituito con il sistema delle comunità, perché solo quelle salvano se stesse, perché solo quelle sono una famiglia che guarda dentro a se stessa. È solo l'unica maniera che abbiamo per fare della parsimonia, risparmiare su quello che spendiamo per le cose pubbliche. Solo quella sarà la possibilità di fare delle spese mirate per il bene pubblico e anche individuale, per il bene pubblico. Quindi vediamo un attimino di darci una regolata. Voi altri siete pochi rappresentanti per ciascun territorio, di ciascuno dei 21 territori, però avete la possibilità di partire stasera forse con qualche chiarimento nelle vostre idee e tornare nel vostro territorio per diffondere questo messaggio qua. Ditelo se avete bisogno, che veniamo a parlarvi, veniamo a parlare ai vostri amici, veniamo a spiegare come stanno le cose. C'è qualcuno là che vuole parlare e dire, fare qualche domanda? Insieme, perché poi dobbiamo andare via. Ferroviario del Treviso. Devo chiedere, però sarebbe bisogno di mettere anche una data quando finiscono queste costituenti. Per magari va davanti 1 anno, 2 anni, 3 anni. Infatti noi ci siamo trovati una decina di giorni fa
a Susegana, a Ponte della Priola, e uno che partecipava, non mi ricordo il nome, ha detto: guardate che è 20 anni che andiamo avanti e indietro con questi discorsi del Veneto, nella dipendenza del Veneto, no? Anche perché io mi sto chiedendo, ma se la legge del 2010 l'Italia non c'entra più con il territorio veneto, cosa ci impedisce di fare subito adesso questo benedetto governo e di presentarsi a tutti: guardate che c'è un governo veneto? Cosa impedisce? Perché adesso andare lì a spiegare, visto anche i risultati che ci sono stati del partito veneto, che si sono presentati alle ultime elezioni, hanno fatto 0,08. Ma io adesso faccio chi è che mi ascolta? Anche perché qualche volta che io parlo, quindi qualcuno dice: ma siete tanti di quei movimenti, sono tanti di quei movimenti, infatti gli amici di San Marco, gli amici del Leone, non so, ne vediamo, infatti uno rimane un po' a dire qual è che va bene, qual è che funziona. Lei ha perfettamente ragione. Perché altrimenti qui io penso che fra un anno, 2 anni ci troviamo qui e facciamo ancora gli stessi discorsi, no? È un'impressione mia. Giusto. Allora, ha perfettamente ragione. Come ho detto prima, da Ladra fino all'Istria ho contato circa 100 iniziative, d'accordo? Questo dimostra la volontà dell'indipendenza, non dimostra l'organizzazione dell'indipendenza, e su questo le do perfettamente ragione. Però dall'inizio di quest'anno 15 gruppi di questi si sono trovati insieme per concludere in un'unica maniera: dato che tutte le strade individuali separate, distinte di questi movimenti non hanno ottenuto i risultati che avrebbero sperato, ci mettiamo insieme. I responsabili di questi gruppi costituiscono il consiglio precario, momentaneo, temporaneo della Confederazione, e così è stato fatto. E invece partiamo con un nuovo criterio di cose, non più un riferimento alle singole aggregazioni, singoli gruppi, alle singole iniziative, ma in un progetto superiore che nello stesso tempo raccoglie, unisce in questo sforzo tutti questi 15 gruppi intanto, ma se ne stanno unendo che altri, in un progetto superiore che si chiama fare lo Stato. Lei ha detto una cosa molto giusta, perché questi gruppi non erano capaci da soli di una evoluzione. L'unica evoluzione possibile, logica, plausibile, era quella di un progetto superiore che nello stesso tempo facesse salve le iniziative di tutti questi gruppi qua, senza deprimerle, senza motivarle, ma prendendole come una base, una premessa per fare un salto di qualità, cioè fare lo Stato. Ed è quello che stiamo facendo, costruendolo un po' alla volta, anche con il vostro contributo, vero? Buonasera a tutti, mi sono Moreno, combinato del Canton Padova. Vago al pratico, qua senza scheda non abbiamo nessuna parte avvocato. Se non abbiamo mediaticità, non entriamo, siamo ancora combinati, che se ci accogliamo, che se abbiamo ragione, che parliamo bene, ma non ne conosce nessuno. E a riprova che abbiamo che domenica si è copato per andare a votare, e il Veneto sta la regione che ha avuto più alta influenza che una. Qua se non sappiamo conoscere ad alti livelli, purtroppo, perché viviamo nell'era della comunicazione e della mediaticità, non daremo da nessuna parte. Grazie. No, sono sì, esatto. Sì. Scusate, abbiamo sentito tanti desideri, tante critiche, però voglio portarvi 2 esempi. Prima vi ho parlato di imprese eccellenti del territorio che sono dei fari. C'è l'impresa, una SPA, 120 dipendenti, il titolare, 81 anni, una mattina si alza e dice: da oggi chi ha un figlio
pago io 500 euro al mese per i primi 7 anni. Questo è il primo esempio. Il secondo, di solito quando una donna è incinta, lavora meno, maternità, e invece di sostituirla da sé alla casa gli dà un premio di 2.500 euro. Questi sono esempi concreti del nostro territorio, quindi seminando si può ottenere e dobbiamo riuscire a ottenere questo. Grazie. Grazie di cuore. Alla prossima. Mica avevo l'ultimo. Posso? Una signora, l'unica che vuole parlare. Chi ne parla? Cosa che domanda Maria? Sì, no, solo una domanda. Ma per fare lo Stato Veneto, quanta gente deve esserci anche numericamente? Perché voglio dire, ci saranno veneti che comunque continueranno a votare Zaia o chi per esso, cioè veneti che vorranno restare in Italia, no? Oppure Lombardi o altri, cioè lo Stato Veneto potrà formarsi ugualmente anche senza tutta la partecipazione veneta, perché sicuramente ci saranno veneti che non vorranno partecipare, che non vorranno aderire allo Stato Veneto. È comprensibile questo discorso qua, però noi altri spingiamo per persuadere le persone a farlo, visto che se ci sono dei veneti che sono andati anche all'estero a lavorare e sono andati fuori, altro non desidererebbero per tornare qua a lavorare. Sicuramente. Allora vuol dire che noi altri viviamo una situazione anomala. Allora noi altri stiamo cercando di correggerlo, non sarà facile, no, però lo vogliamo fare, no? Ma perché secondo me è impossibile. Certo che è possibile. È possibile per me è impossibile che tutto il popolo veneto. No, infatti questo non succede neanche in Svizzera. In Svizzera per il referendum di grande importanza leggevo che partecipa al massimo il 60%. Ma non è questo che conta, quello che conta è che tutti possano formare le costituzioni e formare lo Stato. Allora, quelli che sono residenti qua, prendiamo tutti quelli che sono residenti qua senza discriminazioni, facciamo la proposta. Volete o no che facciamo il nostro Stato? Sì, quando la maggioranza è qualificata, cioè non il 10%, il 3%, no, perché noi non siamo un partito. Quindi quando il signore là dice il partito dei Veneti ha fatto un plot, ma è chiaro, perché si è proposto come partito, non ha fatto una proposta risolutiva dei problemi, si è proposto come qualcuno che voleva la carrega, carrega per avere uno stipendio, avere delle provvigioni però, e dei vantaggi, però la realtà è che la gente non è scema. Allora, noi altri diciamo, abbiamo bisogno di una maggioranza qualificata. Per averla dipende dal lavoro di tutti noi altri, compreso quello nostro questa sera. Ma quello che voglio, sì, d'accordo, ma voglio dire una cosa, ma ci saranno veneti, allora ci sarà, non so fra quanto tempo, uno Stato veneto con dei veneti che comunque saranno italiani ancora, perché chi vorrà restare italiano. Certo, esiste una situazione di transizione, no? Si passa da una situazione a un'altra. Per questo aspetto qua ci sono due trattati in particolare fatti a Vienna nel 1983 sulla successione degli stati. Una volta formato uno Stato per stacco, per quello che è, come nel nostro caso, no, una volta formato lo Stato ci si siede al tavolo delle trattative e si decide quali sono le cose che restano allo Stato da cui ci stacchiamo e quelle che vanno allo Stato nuovo. Si chiama successione degli Stati, è prevista sta roba qua. L'Italia non ha mai firmato, ma il principio è internazionale, per cui noi altri ci attacchiamo a quello, perché abbiamo diritto di avere il nostro Stato con le nostre cose e regolare tutti i rapporti di quelli che sono veneti però siamo rimasti italiani nominalmente e che però vogliamo avere il nostro Stato distinto e separato. Certo, tutte le fasi di transizione hanno bisogno di un aggiustamento, ma le faremo, siamo qua per quello, non teniamo niente, non abbiamo paura di aggiustare. No, la mia è solo una domanda. Ma certo, la mia è una risposta, la mia è una
molto stati, non hanno l'obbligo di mantenere